Perché noi siamo così, siamo bellissimi, abbiamo dei posti fantastici. Avete visto questa cornice meravigliosa dell'Arena di Verona con questi cori meravigliosi, perché noi siamo un museo a cielo aperto, da nord a sud, da est a ovest. Infatti ci chiamano il bel paese. Dopo qualcosa non funziona, qualcosa, anzi tanto, però siamo così. E parliamo soprattutto questa mattina di bellezza, di preparazione, ma soprattutto di scuola, di ragazzi, di studenti, di docenti e anche di solidarietà. Parleremo di questo con la professoressa Beccaria, che ringrazio tantissimo di essere collegata con noi. Grazie professoressa, che è molto importante capire cosa sta succedendo con i giovani, perché gli esempi che abbiamo, che si vedono, sono negativi, mentre noi abbiamo tantissimi esempi di ragazzi meravigliosi, positivi, che si vedono poco ma fanno tanto, specialmente per la solidarietà. Grazie proprio alla professoressa Franca Beccaria, sociologa e presidente Istituto di Ricerca Sociale Eclettica Più. Grazie. Saluto anche Giorgio Bettio, presidente Club Autostorica Treviso, perché domani, sabato 6 gennaio, 2024, dalle ore 9:30 alle 12:30 al Parco Canova di Treviso ci sarà Befana dell'Oasi, ci sarà una raccolta che ha organizzato proprio il presidente Bettio di generi di prima necessità alimentari a lunga scadenza e anche qualcos'altro per l'associazione, indovinate chi? Veneti Schiacciati dalla crisi. Ecco, ringrazio Bettio di questa raccolta, perché, come vi ho spiegato, abbiamo bisogno tantissimo, perché le borse devono essere borse rispettose, dignitose, soprattutto perché dobbiamo darle a delle persone in difficoltà, e voi sapete, come vi ho raccontato, dall'Europa arriva pochissimo latte, perciò se non arrivano i generi alimentari noi dobbiamo acquistarli, e questo grazie a questa grande famiglia di Sveglia Veneti, di Rete Veneta, che mi permette col 5 per 1000 e con tutti i contributi che arrivano, che non finirò mai di ringraziare, ecco, queste persone vi danno questa possibilità di acquistare, però questi aiuti sono fondamentali. Allora io inizierei proprio dalla professoressa Franca Beccaria, sociologa. Cosa sta succedendo nel mondo giovanile? Noi vediamo questi atti anche di vandalismo, però sono degli atti delle volte per mettere in luce, ecco, il bisogno che hanno questi ragazzi di sapere che vogliono soprattutto e far capire un ambiente sano, un futuro sano. E poi abbiamo altre realtà, i social devastanti. Ecco, io devo possedere tutto quello che vedo nel social, ci mancavano anche gli influencer, poi abbiamo sentito anche cosa può succedere, però questo è quello che noi vediamo in giro, ecco, di molti giovani che si vestono, si truccano, hanno gli atteggiamenti che veramente vedono nei social. Professoressa, lei come vede questo mondo giovanile e questi giovani? Intanto buongiorno a tutti e grazie per l'invito, mi fa molto piacere essere con voi questa mattina. La domanda è complessa, ci vorrebbero ore e ore, forse non troveremo mai la risposta, nel senso che i giovani, io non mi stanco mai di ripeterlo, non sono un universo omogeneo, nel senso che così come noi adulti, ma tanto più tra i giovani vediamo veramente così tante realtà diverse, da estremi di grande sofferenza a dall'altra parte giovani molto impegnati, con dei valori molto alti e oserei dire forse anche migliori di quello che eravamo noi. Fatta questa premessa, certamente ci sono alcune linee di tendenza che noi vediamo, ci sono degli elementi di preoccupazione che lei ha citato, su cui è giusto interrogarci. Gli elementi di preoccupazione, a mio avviso, dovrebbero essere cercati in quei dati che ormai un po' tutti gli studi evidenziano, una crescita di ansia tra i ragazzi che non si è mai vista a questi livelli. Ragazzi che sono in evidente sofferenza. C'è un recente studio pubblicato dall'Istituto Superiore di Sanità sulla generazione Z e le dipendenze comportamentali. Al di là dell'argomento specifico, quello che mi ha colpito di questo rapporto, che è pubblico, potete trovarlo, è che in tutti i ragazzi che mostrano qualche segno di comportamento problematico rispetto
ai social, all'internet gaming, al cibo, al ritiro sociale, ci sono degli elementi comuni: ansia, depressione, impulsività, incapacità di regolare le proprie emozioni, una pessima qualità del sonno, stili di vita non salutari, quindi consumo di sigarette, di tabacco, di alcol, di altre sostanze. Allora, se questi sono degli elementi che accomunano un po' tutti i comportamenti a rischio dei ragazzi, ci dobbiamo chiedere perché di questo, perché i ragazzi soffrono di ansia e di depressione. Questi dovrebbero essere, come dire, dei problemi forse un po' di più degli adulti e invece troviamo questo elemento. Vediamo un aumento incredibile del consumo di antidepressivi tra i ragazzi, sia somministrati ma soprattutto autoprescritti, presi nell'armadietto di casa, magari dalla nonna. Allora, di questo siamo responsabili noi, cioè dobbiamo interrogarci noi come società, come famiglie, come scuola e soprattutto come comunità. Professoressa, però è anche vero che dopo la scuola, perché il ragazzo vive 24 ore, allora la scuola 4-5 ore, poi il ragazzo dove va? Cosa offre la società per intrigarlo, per coinvolgerlo, se non che non sia a pagamento? Come facciamo a trovare dentro di lui quel miracolo che ogni anno, che è la creatività, perché ce l'hanno? Io vedo anche da bambini, da piccoli, tu dai un foglio in bianco, 4 anni, 5 anni, 6 anni, io li ho visti ai centri estivi con la scuola del fumetto, cosa riescono a esprimere con i disegni. Ecco, solo tu fai vedere un qualcosa e loro là sviluppano quel senso di creatività. Ecco, la scuola può fare quello che fa, ma se un ragazzo poi va a casa, professoressa, non ha famiglia, oppure ne ha talmente tante che non si riesce più a capire neanche lui, poveretto, quale sia quella più vera e quella non vera. La società cosa offre? Tutto chiuso, tutto a pagamento, abbiamo sentito anche lo sport adesso, lo sport è stato inserito nella Costituzione, ma anche il calcio si paga, una volta era tutto gratuito su questi campi, gli oratori sono spariti, preti ce ne sono pochi, ma soprattutto questi ragazzi che io ho visto molte volte e li ho anche intervistati, professoressa al Luna Park, a loro non gliene fregava niente del Luna Park e delle giostre, loro volevano vedersi in tanti, guardarsi, abbracciarsi, tanto è vero che la prima cosa che fanno è il contatto, si abbracciano, si baciano, loro hanno bisogno di questo. Ecco, forse non riusciamo a capirli abbastanza, ma loro non si fidano più di noi perché si sono chiusi a riccio, professoressa. Tanto è vero che anche nel mondo del volontariato, lo dico tutti i giorni, li troviamo nel mondo degli animali, troviamo nell'ambiente, ma del resto non si fidano. Prego, professoressa. Allora, di nuovo tanti spunti. Intanto, sì, ha ragione, non si fidano di noi su questo e forse fanno bene. Allora, rispetto alla prima domanda, perché ne ha poste parecchie direi nella sua introduzione, rispetto alla prima domanda, cosa si può fare? I servizi sono a pagamento. Vero, teniamo presente anche una cosa, che di nuovo abbiamo degli estremi. Noi abbiamo bambini, perché cominciamo dai bambini, iper impegnati, famiglie che hanno le disponibilità economiche e che purtroppo pensano di occupare il tempo dei bambini con 1000 corsi, 1000 impegni, per cui abbiamo questi nostri figli che sono dei super geni della musica, della danza, dello sport e quindi li carichiamo già all'età di 4-5 anni di corsi, di impegni di tempo definito da noi adulti. E questi sono ovviamente coloro che ne hanno disponibilità, ma che fanno dei danni, perché ricordiamoci che i ragazzi in difficoltà non sono solo ragazzi di famiglie in qualche modo deprivate, lo sono un po' tutti, quindi anche le famiglie che hanno la disponibilità dovrebbero stare attenti a evitare di occupare tutto questo tempo. Dall'altra parte noi come società dovremo impegnarci davvero, lei ha citato lo sport, a creare delle occasioni, delle opportunità di sport per tutti. Io amo nuotare come una mia attività fisica e una cosa che mi colpisce da sempre è che gli anziani, credo nella mia città over 70,
possono entrare in piscina gratuitamente e io conosco degli anziani che vanno in piscina tutti i giorni, tanto è gratis. Perfetto, molto bene perché fa molto bene agli anziani, ma perché invece quando io porto il mio nipotino devo pagare e lui quando diventerà un adolescente dovrà pagare per l'ingresso? Allora, non, diciamo, non deve essere gratuito per tutti, ma sicuramente dovrebbe esserlo per tutti quei giovani che appartengono a famiglie con un reddito medio-basso. Quindi la società può fare molto, dovrebbe fare molto. Però poi c'è un'altra parte del discorso che lei ha fatto. I ragazzi, quando ci muoviamo sull'adolescente, hanno bisogno di tempo vuoto, cioè hanno bisogno di spazi dove incontrarsi e dove non è tutto programmato. Spazi, mi riferisco agli oratori, alcuni funzionano molto bene, ma non tutti i ragazzi vogliono andare negli oratori. Ci devono essere degli spazi in città, anche delle piazze, dei luoghi autogestiti o comunque con un basso livello di gestione da parte degli adulti, dove i ragazzi si possano incontrare e, come dice lei, anche abbracciarsi e chiacchierare del nulla, che a volte fa molto bene. Secondo me questo manca, su questo stiamo andando indietro, perché 20-30 anni fa gli spazi erano molti di più e quindi su questo dobbiamo interrogarci. Forse non tutto il tempo organizzato, ma spazi per tempo libero, sano C'erano e i di prati, professoressa, c'erano i prati, dove vai? Vado al prato e al prato chi trovavi? Gli amici, mentre adesso nei prati hanno costruito colate di cemento e non abbiamo più i prati. Io vivo in una città, professoressa, e la ringrazio di aver citato anche la sua che è Cuneo, da dove lei è collegata, penso. Ecco, io vivo a Treviso e devo dire che abbiamo l'unico prato più grande d'Europa, che è il Prato della Fiera. Un prato bellissimo dove le ho raccontato, ho incontrato questi ragazzi in occasione del Luna Park, però questo prato dovrebbe essere sfruttato, come ha spiegato molto bene lei, per gli incontri con questi ragazzi. Certo, sempre con controllo, perché ci vuole, perché come ha detto lei i ragazzi sono tanti, ognuno si comporta in un modo diverso, però dare loro questi spazi dove poter esercitare quello che loro vogliono, può essere la musica, la pittura, abbracciarsi, stare insieme, non essere condizionati, ecco, penso abbia detto una cosa fondamentale. Abbiamo Rinaldo in linea, ciao Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi Veloce ospiti. perché andare in pubblicità. Sì, in quanto riguarda i giovani non hanno futuro. Che futuro che abbiamo i giovani, noi altri anziani diremo. Una volta, gli anni di Marco Pacco, andava al patronato e adesso con tutte le tecnologie, la tecnologia di intelligenza, è un'altra era, non si usa più che roba. Ai fiori, bisogna dare un futuro, studia, fin di 18 anni. Dopo, quando vai a lavorare, ci sei fortunati, ti trovi un lavoro da 800 euro al mese. Che futuro hai? Come fai i fiori? Se ne dà case per i poveretti, non ne fa più. Anche per andare a scuola, uno che va sull'università, che vuole 8 minima 600-700 euro a testa per una camera, ti in 3. E allora, cosa vedremo i fiori? Che futuro che vedremo? Io non capisco raga, mi sono fatti, si abbandonati, tante parole, tanta buona volontà di fare, ma non si fa niente. Siamo nel 2024, non si usa più. Una volta a scuola, per cui i mattoncini di legno mi faceva fare la matematica nel 50. Adesso dai telefonini, va bene, che sa tutto quello che vuoi. Ed è assurdo cercare di poter fare tutte queste robe. Bisogna cambiare, tanto assai di soli e responsabilizzarli. Assai soli nel senso, stare da via, guardare cosa chi fa. Ma chi sbaglia, chi pesa la testa su qualche problema, che si risolva da soli, diventa grandi così. Ma se no, se stiamo ma poi solo su quello che vuoi, sulle cattiverie, i bravi, e non tutti, perché ne avete tanti bravi fiori, e c'è la minoranza che fa queste robe, ma tanti, là in testa al lavoro, là in testa a studiare, imparare, bisogna aiutarli tutti, ma quelle parole non aiutiamo nessuno. Grazie Rinaldo, devo andare avanti, se no non ce la faccio. Comunque sei stato
molto chiaro e ti ringrazio di questa telefonata e di queste parole. Adesso dobbiamo andare in pubblicità. Adesso parliamo con Giorgio Bettio, presidente Club Auto Storiche di Treviso, che rifacciamo vedere questa locandina importante, perché domani 6 gennaio dalle 9:30 alle 12:30 al Parco Canova ci sarà questa raccolta per i veneti schiacciati dalla crisi di generi alimentari. Allora, intanto vediamo, eccola qua la locandina, le auto storiche. Perché questa passione, Bettio, e perché è concentrato tanto sulla solidarietà? Prego. Intanto ringrazio la Mirella per l'invito, saluto la professoressa e gli spettatori. La mia passione nasce a circa 13 anni, quando prendevo la bicicletta alle 3 di notte e andavo a vedere in Valstagna il passaggio del mitico rally di San Martino, prima prova della giornata, quindi cominciava intorno alle 6 di mattino, anche prima. Fra l'altro mi ricordo negli anni dell'embargo petrolifero, per cui si partiva con la bicicletta da corsa al buio, per fortuna le strade non erano come quelle di adesso trafficate, non c'era neanche il cane, si andava piano con la lucetta supplementare, appena albeggiava si correva e si arrivava giusto in tempo per piazzarsi in prova. E lì mi sono innamorato personalmente della Lancia Fulvia guidata da Sandro Munari e dagli altri piloti ufficiali. Quanti anni, Bettio? Io avevo 13 anni, per cui erano nel 72, 73, 71. E dopo 25-27 anni sono riuscito ad apprenderne una. Naturalmente mi sono appassionato di rally. Il calcio io l'ho abbandonato a 14 anni dopo un tentativo con la famosa Aurora della Chiesa Votiva. Era un po' troppo pesante, poco agile e poi il mio sogno fare rally e ci sono arrivato a 30 anni. Qui vediamo delle immagini molto belle. Dove siamo qui, Bettio? Qui siamo un raduno, siamo partiti da Treviso, Borgo Cavour, e abbiamo visitato il Museo Bailo che era stato ristrutturato da poco. Allora, Bettio, questo racconto molto bello che hai fatto, ci diamo del tuo, Bettio, perché ci conosciamo da tanto, nel senso che a 13 anni però sapevi che voleva dire alzarsi presto, sacrificio, impegno, ma la passione era talmente tanta e grande che queste cose minimamente ti pesavano, cioè ti alzavi presto, facevi tanta fatica. Adesso cosa vedi nei giovani? No, ma bisogna anche precisare una cosa, all'epoca non c'erano i social, non c'era internet, per cui c'era qualche rivista storica che fra l'altro di rally parlava anche relativamente poco perché era Formula 1, per cui non c'era tutto quello che c'è adesso. Per esempio era anche una difficoltà a trovare gli orari dei passaggi delle prove, mentre adesso uno va su internet e trova tutto. Per cui seduto comodamente a casa, magari guardarsi. Tanto è vero che adesso qualcuno sulle macchine da rally giustamente scrive meglio pilota fermo che non stare a bordo strada, o meglio pilota fermo che pilota da tastiera, perché le ho viste scritte, perché sono tutti bravi a criticare, a volte magari lo faccio anch'io. Però insomma ho ripreso le corse anche 10 anni fa, altro genere, però devo dire che lo sport anche automobilistico è molto impegnativo dal punto di vista costi. Purtroppo noi in Italia non abbiamo più, cioè abbiamo dei campioni, però hanno anche una certa età e all'estero non riusciamo a esprimerci. Qui probabilmente anche sono mancate gli squadroni ufficiali Lancia, sono mancati i trofei. Io ho una vecchia 112 trofeo che ha lanciato i più grossi nomi del realismo italiano, una delle poche rimaste originali, e l'ACI purtroppo non sta facendo, va detto, delle politiche per i giovani. E lo sport è molto costoso e poi la tecnica si è talmente evoluta che ormai abbiamo delle astronavi che al Monte Carlo superano i 200 all'ora in prova speciali, stradine strette, magari anche col ghiaccio. Siamo andati un po' agli eccessi. Quando ho cominciato io le macchine erano macchine di serie, preparate entro certi limiti relativamente permissivi e avevano la forma delle macchine di tutti i giorni, per cui anche lì chiaramente era più bello vederle.
Quindi il sogno del giovane era avere anche la macchina, la piccola utilitaria, poter eventualmente allargare i parafanghi e metterci le delle ruote più larghe. modifiche. Sì. Allora, professoressa Beccaria, quello che ha detto Giorgio Bettio è molto importante, nel senso, ha detto una frase che mi ha colpito: noi in Italia non riusciamo più ad avere dei campioni, ma per forza, perché come fai a trovare dei campioni se non gli dai questo gioco importante? Ma è un gioco che costa, tanto è vero, professoressa, che io ho avuto un ragazzo che seguivo con la procura dei minori proprio per questi percorsi, ecco, proprio per integrarlo in una società diversa, che lui a poco sono riuscita a capire che invece lui avrebbe voluto fare questo, diventare, ecco, un asso dell'automobilismo. Però la prima cosa che mi ha detto, perché di famiglia non di sicuro agiata, Mirella, costa troppo, io non potrò mai fare questo. E questo mi dispiace, professoressa, perché questo ragazzo, che era un po' con usi dissoluti, fare anche queste discipline vuol dire regole. Prima di tutto vuol dire non bere, ed è una cosa importantissima, perché se tu guidi, specialmente a questi livelli, di sicuro non puoi bere. Di sicuro hai degli orari, delle regole, del sacrificio, dell'impegno. E allora come recuperiamo queste ragazze? Con la scuola cosa può fare? La scuola può arrivare fino là, ma dopo c'è qualcos'altro che dovrebbe, come ha detto lei, ecco, trovare degli investimenti per far sì che questi ragazzi che non hanno la possibilità di fare altri, perché da famiglie agiate vediamo che arrivano, perché magari sono anche bravi, non è mica detto, ma gli altri allora cosa ne facciamo? Allora uno può essere sul ciclismo, uno può essere sul motociclismo, perché queste sono le cose che a loro interessano, l'adrenalina che loro vogliono provare, nella maniera giusta e nel modo giusto. Prego, professoressa. Ma io penso che la scuola in realtà può fare un qualcosa in più ancora in questa direzione, che è quello di aiutare i ragazzi a scoprire i talenti. Ognuno di noi ha dei talenti, no? E secondo me io penso che la scuola si sia sempre di più orientata verso l'uniformare, no? Cioè il trattare i ragazzi come se fossero tutti uguali, tutti devono raggiungere un obiettivo di conoscenza, di formazione uguale per tutti, e questo in realtà si vede, non ha mai funzionato, ma oggi meno che mai, cioè ci sono ragazzi che magari non sono assolutamente bravi in italiano e in matematica, ma che possono avere dei talenti come quello che ha indicato lei adesso. Allora, a scoprire questi talenti ci deve essere ovviamente la famiglia, la scuola e di nuovo la comunità. Ci sono delle belle esperienze adesso in giro di nuovo a macchia di leopardo in Italia che puntano proprio a dare la possibilità ai ragazzi, ma ai bambini, a partire appunto dall'infanzia, di fare delle attività che aiutano a scoprire i propri talenti. Dopodiché è chiaro che se il mio talento è quello di fare il pilota, ci dovranno poi essere delle condizioni, no? Perché mi consentano di sperimentarmi in questa direzione, e ovviamente qui di nuovo ci troviamo con lo scoglio economico. Io penso che fin tanto che non investiamo davvero in un welfare che aiuti i ragazzi, soprattutto bambini e ragazze, ad avere delle opportunità, ad avere tutti delle opportunità, poi non ci stupiamo se abbiamo delle gang di ragazzini, non ci stupiamo se abbiamo appunto del disagio molto forte. Io credo che abbiamo ormai da molto tempo rinunciato a investire in questa direzione. Quindi l'esempio che lei faceva del pilota, di rugby piuttosto che di altre discipline, è chiaro, è costoso, ma se c'è un talento, perché non aiutarlo? Perché non creare noi come società delle opportunità? Abbiamo le borse di studio, abbiamo le opportunità, sono poche per quanto riguarda lo studio, potremmo averle anche per quanto riguarda lo sport. Ma è vero però, ma non ci siamo, perché anche lo sport nelle scuole viene inserito dalla quinta elementare in poi, ed è sbagliato, professoressa, non funziona così. Ma perché dalla quinta, ecco, in poi? No, dobbiamo iniziare dall'asilo. Abbiamo un problema di obesità che nessuno ne parla, professoressa, nei bambini, che è molto preoccupante. I pediatri mi dicono sempre di parlarne,
perché sono veramente preoccupati, mangiano malissimo. Ecco, e soprattutto dobbiamo anche pensare che tanti bambini non mangiano nelle mense, e non è vero che tutte le mense non sono buone, scordatevelo, sono molto anche controllate, perché non hanno la possibilità di pagare la mensa. Allora questi genitori vanno a prendere il ragazzo, lo portano a casa, mangiano malissimo e poi succede quello che succede. Per questo dico che l'importanza di fare sport vuol dire anche che certi genitori potrebbero fare anche una passeggiata con i loro figli, non è per forza detto, cioè si può fare in tante maniere, però manca quel passo in più perché anche il genitore faccia questo, perché più povero è, meno ha, più si chiude, professoressa, glielo dico io che ho un banco alimentare, quando andiamo in queste case a portare queste borse della spesa perché non possono arrivare perché magari non hanno nessun mezzo, perché questa è la verità, perché non hanno un centesimo in tasca, la prima cosa che noto è che è tutta chiusa la casa. Ecco, loro si chiudono, proprio si chiudono, e dentro trovi magari questo bambino che studia, questo ragazzo che studia, e sono anche bravi perché non hanno niente altro. Perciò per loro anche lo studio diventa importante, ma bisogna supportarli, perché come dice lei poi ci ritroviamo nelle baby gang, perché dove devono andare? E dove vengono accolti, perché già se sei povero vieni messo da parte, perché funziona così: se non hai le scarpe da 200 euro a scuola ti guardano male, allora se le procurano in qualche maniera, perché funziona così, e dobbiamo dirlo, professoressa, perché non dobbiamo continuare a mettere la polvere sotto il tappeto. Questa è la società che abbiamo creato per loro. Prego. Sì, ma infatti io devo dire, non mi stanco e sottoscrivo pienamente quanto lei ha detto, non mi stanco di ripeterlo, che noi ci continuiamo a focalizzare sui giovani come problema, ma il problema siamo noi, la società che abbiamo creato, che sicuramente è una società che oggi non piace personalmente neanche a me e neanche a molti adulti, ma non piace ai giovani. Guardate che lei prima ha citato il volontariato. Recentemente ho seguito un progetto con un centro servizi volontariato e quindi ho avuto l'opportunità di documentarmi. C'è un lavoro che lei avrà sicuramente visto, un report dell'Istat sull'andamento del volontariato in Italia, e sta continuando a decrescere. Ma l'aspetto interessante di questo studio è che i giovani sì, sembrano aver abbandonato il volontariato, ma in realtà stanno cercando di esprimere un'esigenza di un volontariato diverso da quello degli adulti. Oggi i volontari sono spesso anziani che hanno creato delle associazioni a loro misura in cui i giovani non si riconoscono. Laddove c'è uno spazio che tenga conto anche di un diverso impegno del tempo. Per esempio, i giovani oggi magari, proprio perché sono impegnati tra studio, ricerca di lavoro incerto e così via, non riescono a prendere un impegno di volontariato che sia quotidiano, settimanale e regolare. Ma se ci inventiamo delle nuove modalità per agganciarli, e mi riferisco a una notizia proprio di questi giorni, mi pare la Caritas milanese ha lanciato un appello per la mensa, per il servizio mensa temporaneo, ha detto: ho bisogno di volontari giovani per un mese, e in pochissimo tempo ha avuto sold out i posti disponibili, ed erano i giovani quelli che hanno risposto. Quindi non è vero che i giovani non vogliono fare volontariato, non è vero, i giovani vogliono una società diversa, sono molto più attenti alla natura, al rapporto con la natura, e hanno anche un rapporto, quelli un po' più grandi che sono già inseriti nel mondo del lavoro, hanno un rapporto col mondo del lavoro diverso dal nostro, e non sta, secondo me, a noi giudicare se è migliore o peggiore. Per esempio, sono tutti a favore della settimana corta, cioè lavorare di meno, lavorare tutti, avere più tempo per sé. Noi forse a volte giudichiamo questo come meno impegnati sul lavoro, meno lavoratori, meno seri. Io non lo so. Andiamo verso una società dove il lavoro diminuirà, e quindi posso ragionare con loro o lasciare meglio a loro degli spazi propositivi, forse può aiutare veramente a migliorare questa società. Ma devono essere loro a darci delle idee, delle proposte, e devono partecipare della scena politica e pubblica. Ma perché, noi dobbiamo professoressa, loro vogliono diventare protagonisti, loro vogliono essere intrigati, vogliono essere loro che decidono dove e cosa fare e come fare. Basta vedere nelle emergenze, chi è che parte per primo quando c'è un'emergenza? Sono i giovani.
E soprattutto nessuno chiede niente a nessuno, partono da soli, prendono quei mezzi che hanno e arrivano dove c'è l'emergenza. Allora capite che quello che io dico tutte le mattine, professoressa, che forse dobbiamo lasciargli più responsabilità, lo dobbiamo intrigarli di più, lasciarli, se sbagliano, lasciamo che sbagliano, che cadano e poi devono rialzarsi, perché sennò non impareranno mai. Ma loro vogliono questo, lo dicono. Ecco, sfidano la legge pur di far capire cosa interessa a loro, di essere ascoltati per l'ambiente. Fanno delle azioni che magari sono anche criticabili, ma non sanno più cosa fare per far capire che ormai questo ambiente qua è veramente distrutto e il loro futuro è anche l'ambiente. E questo dobbiamo imparare ad ascoltare forse. Io ringrazio tantissimo la professoressa Franca Beccaria, collegata da Cuneo con noi, sociologa e presidente Istituto di Ricerca Sociale Eclettica Più. Veramente grazie professoressa, spero di rivederla ancora perché mi fa sempre piacere parlare con lei e gli spunti che ci dà. Buon lavoro e buon anno professoressa, grazie. Grazie, anche a voi e alla trasmissione. Buongiorno. Grazie, grazie professoressa. Allora Bettio, andiamo a vedere altre immagini di questa importante passione di Giorgio Bettio, ma soprattutto per far capire che forse un qualcosa anche là dovrebbe fare qualcuno. Lei ha citato prima l'ACI che non condivide magari qualcosa che dovrebbe essere fatto più, perché è là che forse si può anche intrigare il ragazzo, o sbaglio Bettio? Non a caso ha citato l'ACI perché che fa tantissime cose. I piloti, cioè i piloti anche la Formula 1 sono partiti normalmente dal kart, il karting, che anche lì però a certi livelli i costi sono molto elevati, però se pensiamo che ci si può anche accordare con delle piste dove ci sono i kart a disposizione e partire con delle piccole gare dove fra l'altro più o meno i kart sono quelli uguali per tutti, sì, con l'aiuto di ACI, quello che è una cosa, penso che potrebbe essere anche fattibile, che potrebbe anche permettere uno sfruttamento maggiore di queste strutture. Io ho fatto una settimana in Francia con la scuola, progetto Erasmus, proprio prima della pensione, e siamo andati in Corriera nella zona di Clermont-Ferrand e ho notato una cosa che ho detto, guarda un po' rispetto all'Italia. Tutta zona collinare, si costeggiavano sti paesetti e ho visto un sacco di strutture, piste palesemente di carta ma anche per guida sicura, probabilmente anche per abituare i giovani quando fanno la patente. Poi ho visto dei laghetti con una sorta di schili fattorno per fare sci nautico senza Scusa motoscafo. Bettio, qui stiamo vedendo delle immagini della Loggia dei Cavalieri, sì, che riguardano però sempre, prima che passi l'immagine, la Befana, la Loggia dei Cavalieri di Treviso. Noi abbiamo fatto alcune edizioni, una mostra di i mezzi di locomozione della nostra infanzia. Tutti proprietà di un nostro socio che purtroppo nel tempo se ne è anche liberato. Ovviamente le macchine a pedali c'erano di pezzi anche rari e risalenti ai primi del Novecento o fine Ottocento addirittura, quando hanno cominciato a costruire le prime macchine. Questa per esempio in Inghilterra facevano dei mini gran premi anche con la bugattina per i bambini perché era una macchina motorizzata. La Bugatti lì sono stati fatti pochissimi esemplari con motore, penso 2 o 3 perché una era proprio per il figlio, quindi ci sono tutte delle storie. E aveva anche dei pezzi, carrozzine proprio di fine 800. E molto spesso, quelle lì sono macchine pedali, no, quelle sopra prima molto vecchie, la mia era pura, che rispecchiavano quelle però vere. Tenga conto che la Giordani, famosissima di Bologna, però c'era una fabbrica, adesso non mi ricordo il nome, anche a Padova, che faceva macchinine a pedali. E ogni pezzo ha una sua storia, perché per esempio la Giordani, quando c'è stato lo sbarco sulla Luna, e poi chissà se perché sembra strano, adesso discutono per andare sulla Luna, uno si chiede ma perché se ci sono... Vabbè, ha fatto il razzo. Poi aveva fatto, quindi richiamano la storia, aveva fatto un aereo a pedali con il logo, il cavallino rampante, che dovrebbe simulare quello di Francesco Baracca. Quindi
E questi giocattoli che all'epoca erano giocattoli per gente benestante, io ho avuto la fortuna da piccolo di avere una Giordani comunque in metallo, non certo in plastica. La fortuna, avete sentito cosa sì. ha detto Bettio? Lì mio padre, però ho delle fotografie Aveva con lui. capito la passione del figlio, però. Chissà, ho delle fotografie proprio con lui con la visiera. Che io ho avuto un signore che mi ha portato un collezionista di Ferrari, esclusivamente di Ferrari, che mi ha portato tutta la sua collezione completa, perciò enorme e bellissima e costosa, e io l'ho regalata ai bambini alla Befana. 2 o 3 anni fa è successo questo, e quando questo bambino vedeva questa macchinetta, anche piccole, perché in base all'età davo la macchinetta, Sì. lui la carezzava. Cioè non è che... di solito i bambini adesso quando gli dai un gioco sono talmente stanchi, ne hanno tanti, buttano via. E questi bambini invece accarezzavano questa macchinina perché dentro di loro capivano che era qualcosa di bello e di prezioso. E di nuovo la per sensibilità loro. E di nuovo per loro. Ecco, perciò mi fa molto piacere che abbia ricordato questa Befana, che l'abbiamo fatta anche noi, e ringrazio ancora questo collezionista. Pensate che ci ha regalato tutta la collezione di Ferrari, perciò una collezione di una vita, da bambino, ragazzo, adulto, invecchiato, e abbiamo fatto felice tanti bambini. Allora Giorgio Bettio, come ci saluta? Rivediamo la locandina, che è molto importante per domani 6 gennaio al Parco Canova Treviso per questa raccolta di veneti scacciati dalla crisi dalle 9:30 alle 12:30, perciò chi ha voglia di portare qualcosa andate a vedere, anche perché ci saranno queste meravigliose auto d'epoca. Prego Bettio. Beh, e ovviamente l'invito non è esteso solo ai soci del club, perché ci sono tanti appassionati che magari non sono iscritti al club, e comunque se c'è anche qualcuno che ha voglia di portare qualcosa, ben venga. È cosa fatta per il territorio, un'associazione del territorio che però lavora in tutto il Veneto. Non solo a Treviso. Io la conosco da tempo, e per cui io preferisco rivolgermi sempre alle associazioni del territorio, perché ci sono le associazioni grosse che hanno delle strutture onerose, alla fine se arriva a 100 ci sono un sacco di costi. Fa molto piacere sentire questo, io Quindi ringrazio veramente. rinnovo un attimo il discorso: tutto quello che è materiale non deperibile, sia commestibile, ma anche per l'igiene della persona e del bambino. Molto bello. Molto se bello. qualcuno non sa cosa prendere, può fare anche un'offerta lì sul posto, insomma. Grazie a Giorgio Bettio, presidente Club Autostoriche Treviso. Grazie, pubblicità. Presento altri 2 graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza il dottor Luigi Colusso, medico formatore, psicoterapeuta, volontario anche dell'ADAR, bisogna dirlo perché è un fiore all'occhiello per Treviso questa associazione, e saluto anche da Verona il professor Ugo Moretti. Buongiorno professore, responsabile di farmacologia AIFA Veneto, Agenzia Italiana del Farmaco. Anche a lei molte grazie professor Moretti di essere qui con noi. Allora partirei proprio dal professor Moretti. Professor Moretti ci spiega come siamo messi con questi nuovi farmaci, con questi vaccini, con queste varianti che sembra che arrivino ma sono meno pericolose, le persone che non si fidano, non si vaccinano. Anche ieri abbiamo sentito il direttore generale Benazzi del Cafoncello di Treviso, dell'US 2 di Treviso, preoccupato per i diversamente giovani, come li chiamo io, perché non si sono vaccinati né per l'influenza, pochi, e tanto meno per il Covid, anti-Covid. Cosa ci dice, professore? Non si fidano dei vaccini. Guardate, anche adesso avevo una persona che mi ha detto: io dopo il vaccino sono stato malissimo, non mi vaccino più, è un disastro. Professor Moretti, lo dica lei per cortesia. Buongiorno intanto, buon anno a lei e a tutti i suoi ascoltatori. Grazie professore. Diciamo che i vaccini sono farmaci, quindi dire che non mi fido dei vaccini vuol dire che non mi fido dei farmaci in generale, perché poi gli strumenti che abbiamo per verificare l'efficacia e la sicurezza dei vaccini sono esattamente gli stessi che abbiamo per valutare l'efficacia e la sicurezza dei farmaci. Quindi
Questo è il discorso preliminare. La situazione per quello che riguarda la pandemia è chiaramente molto diversa da quella che avevamo nel 2020. Questo perché? Perché ci sono state tantissime persone che si sono ammalate, moltissime persone che si sono vaccinate e quindi bene o male c'è un'immunità generale che ha consentito di diminuire gli effetti pericolosi, insomma, in gran parte delle persone del virus. Resta però il fatto che l'infezione da Covid, così come quella da influenza, è pericolosa soprattutto per quelle persone anziane che hanno patologie concomitanti e per le quali anche un'infezione da influenza o un'infezione da Covid può diventare molto pericolosa e addirittura mortale. Quindi i concetti sono due. I vaccini da questo punto di vista sono efficaci, quindi consentono a persone che sono a rischio per la malattia di appunto ridurre questo rischio, cioè di avere meno possibilità di avere conseguenze gravi che ovviamente sono meno numerose adesso, ma che tuttora sono presenti. Non mettono in crisi attualmente il sistema sanitario, però sono presenti. Quindi è sempre un discorso di beneficio da una parte e rischio a cui si va incontro. È chiaro che la persona giovane in una situazione in cui comunque l'infezione sta girando, anche se è un'infezione un po' diversa, ripeto, da quella che avevamo nel 2020, ha un beneficio-rischio diverso dalla persona che è anziana e che magari ha altre patologie. Quindi il consiglio per queste persone è sempre quello di fare la vaccinazione, perché la vaccinazione consente di ridurre il rischio, è efficace. Su questo i dati sono molto numerosi e attendibili. Quindi è ovvio che nessuno può garantire che non ci siano effetti avversi, ma questo vale per tutte le medicine, per tutti i farmaci. Quindi i benefici sono estremamente maggiori rispetto ai rischi e i rischi dei vaccini in particolare sono molto più bassi dei rischi associati a qualunque medicinale. Quindi il consiglio è sempre quello. Grazie professor Moretti di aver spiegato anche con parole molto semplici l'importanza della vaccinazione. Io non voglio far paura, professor Moretti, assolutamente, però io ho una carissima amica che è morto lo zio, mai vaccinato, purtroppo, perché i figli non volevano che i genitori si vaccinassero. Perciò questo uomo purtroppo è mancato, perché non era vaccinato, non ce l'ha fatta, nella disperazione anche dei fratelli, perché questi fratelli, oltretutto uno è anche un medico, anche importante, però non c'è stato verso che questi figli vaccinassero i genitori e perciò un genitore è mancato. Allora, dottor Colusso, lei è anche psicoterapeuta, ma io mi domando, ma se fino adesso quasi tutti noi, quando ci ammaliamo, andiamo dal medico di famiglia, poi il medico di famiglia magari se è più importante, ecco, quello di cui soffriamo ci manda dall'esperto ed è sempre un medico. Queste persone con il Google fai da te, internet, hanno deciso che quello che vedevano e quello che loro sentivano o leggevano era quello che era più importante per loro. Ecco, però capiamo bene che se non sei all'altezza di leggere e di capire bene quello che è scritto, anche la frase o chi l'ha detta, anche chi è, da dove proviene, cosa ha fatto, cioè conoscere bene non è così semplice e non puoi decidere, ti devi veramente far capire quello che tu pensi da persone esperte tipo il professor Moretti che abbiamo stamattina o altri che hanno studiato questo. Prego, dottor Colusso. Ma il professor Moretti è stato chiarissimo e quello che dice lei, Mirella, mi fa pensare quando noi compriamo un oggetto dell'IKEA e ci sono le istruzioni, lo montiamo e ci sono tutte le battute, le storielle sulla difficoltà che c'è comunque, perché non siamo falegnami e con tutte le istruzioni facciamo fatica. Allora, quelli che trovano, tra virgolette, istruzioni di non si sa che natura su internet credono di essere diventate medici, psicologi, psichiatri. Non è così naturalmente e quindi il rischio è di perdersi e di non seguire quelle che sono, come perfettamente diceva il professor Moretti, terapie sia farmacologiche sia
di vaccini sperimentate. Poi accettiamo che come non c'è nulla di perfetto, il treno si guasta, no? Il computer si rompe, anche alcune medicine, alcuni farmaci, alcuni vaccini a qualcuno possono anche accettare. Possiamo accettare che creino degli però inconvenienti, ma la maggioranza l'importante è se uno nota quella che si chiama reazione avversa e invece semplicemente di rifiutare, parli col proprio medico, c'è la possibilità di far sapere proprio all'azienda del farmaco e quindi si può eliminare o correggere un farmaco che dimostra di essere dannoso a volte solo per certe persone e capire in maniera tale che chi ha una genetica particolare viene escluso dall'uso di quel farmaco. Ma abbiamo Francesco da Padova, dottor Colusso, se no mi cade la linea, vai Francesco. Certo. Buongiorno e grazie della sua ospitalità. Allora io chiamavo per il discorso dei vaccini e anche per i medici. Allora, primo discorso, i vaccini, io mi sono convintamente vaccinato, non mi ha obbligato nessuno e proprio per tale motivo ritengo che sia veramente una pagina oscura quella che è successo con le persone che non volevano vaccinarsi. Questa veramente quello che è successo con il lockdown, con le persone che rischiavano di perdere il lavoro, eccetera, solo perché la pensavano diversamente, questa è una pagina veramente oscura della storia repubblicana. Detto questo, mi sembra già di aver detto abbastanza. L'altra cosa che voglio dire sono la medicina generale. Allora i cittadini sono in molti casi, salvo diciamo di avere la fortuna di avere ancora un medico di una volta, sono abbandonati a se stessi, si riversano nei pronto soccorso. La medicina di gruppo, per quanto mi riguarda, è do una insufficienza grave. Spero veramente che ritornino i medici sul territorio. Il medico è come un prete, uno va dal proprio medico e al medico deve avere totale fiducia. La ringrazio e ascolto per TV la sua trasmissione. Molto gentile, grazie Francesco. Allora, dottor Colusso, e poi mi rivolgo anche al professor Moretti. Quello che rammarica, ed è successo anche 15 giorni fa alla sottoscritta, dove una signora mi ha fermato e mi ha detto: sai Mirella, sono andata dal medico per farmi i vaccini, mi ha fatto solo l'antinfluenzale e l'altra mi ha detto che non me la faceva e che dovevo recarmi in un altro posto. Però non l'ho visto molto convinto che io facessi il vaccino. Sarà stata una mia sensazione e allora ho detto, beh, se il mio medico non mi ha proprio convinto, è meglio che non la faccia. Allora, capisce, dottor Colusso, che con queste situazioni non andiamo da nessuna parte, perché queste persone, come ha detto Francesco da Padova, si fidano del loro medico, del medico di famiglia, che non è più quello di una volta, ma dovrebbe essere un medico di famiglia sempre preparato e che veramente consiglia in base anche, visto che conosce il paziente, se fare o non fare in base anche alle patologie che ha questa persona. Ma sentire questa anziana che mi dice no, io ero andata per farli tutti e due, sai adesso la scusa, devo andare da un'altra parte, non l'ho visto molto convinto, fatto sta che questa non si è vaccinata contro il Covid ed è una diversamente giovane, perciò fragile. Prego, dottor Colusso. Questo intanto significa interpretare un atteggiamento del medico che, non so, non eravamo lì, ma io credo che la spiegazione possa stare forse nel vissuto di doversi spostare. D'altra parte l'organizzazione, ho sperimentato io come cliente, ho fatto tutte le vaccinazioni, non solo antinfluenzali ma anche recentemente la quinta dose del vaccino per il Covid. È una buona organizzazione, per essere tale non può essere negli ambulatori di tutti i medici. E questa è una differenza, per esempio, col servizio di cui mi occupo io della prevenzione dei gesti suicidari. E abbiamo fatto
anche delle presentazioni di libri, abbiamo attivato delle manifestazioni quando viene la giornata mondiale di prevenzione del suicidio e abbiamo visto poca partecipazione. Ci sono le persone che già fanno parte del tavolo, ma la prevenzione è quando arriva alle scelte dei cittadini. Per questo come tavolo provinciale ci sono diverse iniziative, ci sono 2 libri che presenteremo prossimamente, uno in particolare verrà da Roma il professor Vicari che lavora al Bambino Gesù ed insegna all'università e dimostra l'andamento dei dati con un aumento altissimo, 40% in più di tentativi di suicidi di persone anche giovanissime, 10, 12, 13, 14 anni. Un aumento esponenziale anche di quelli, come suol dirsi vulgarmente, che si tagliano. E anche quando si parla, recentemente anche qua sono capitate diverse storie, per fortuna non hanno fatto clamore di tentativi di suicidio che vengono chiamati tante volte dimostrativi e per questo vengono presi sotto gamba. Sono veramente dimostrativi, cioè ti dimostro che sto male, no, non è dimostrativo che sono spiritoso, è dimostrativo che sto male e significa che i segnali che ti ho mandato prima di silenzio, di non voglia di mangiare, di non voglia di uscire, di non voglia di vivere, tu non li hai raccolti e allora ho dovuto, per farmi capire, fare qualcosa di più potente e tante volte non viene capito o viene capito alla rovescia. Noi ci siamo dimenticati, noi adulti, non tutti, ma una parte di noi si è dimenticata che i figli, i giovani vanno custoditi, non siamo guardiani che stiamo lì a tenerli fermi, siamo capaci con il dovere di custodirli, cioè di parlare con loro, di ascoltarli. Però allora torniamo a questo ascoltare questi ragazzi, specialmente i bambini, e qua mi collego al professor Ugo Moretti, questi genitori che non vogliono vaccinare i bambini. Il bambino non può decidere, perché non può decidere, perciò questo bambino è soggetto a quello che deciderà il genitore. Allora, la funzione anche del pediatra, perché questo bambino quando sta male si porta dal pediatra, è anche quello di consigliare questi genitori a vaccinare questi bambini. Ma se io trovo il pediatra, professor Moretti, come ha trovato questa anziana, perché li abbiamo visti, li abbiamo sentiti, è inutile che diciamo che non ci sono medici. Perciò se il mio medico di famiglia mi ha detto di non vaccinarmi, se il mio pediatra mi ha detto che forse è meglio non vaccinarmi, io non vaccino. Ecco, il ruolo fondamentale a livello psicologico che hanno questi addetti ai lavori è fondamentale, professor Moretti, perché sennò non andiamo da nessuna parte. Ma come facciamo noi a sentire in televisione addirittura ricercatori, non molti, ma ne basta uno, scienziati, non molti, ma ne basta uno, che dicono che il vaccino ha il demonio dentro e che non va fatto perché vengono fuori tutte le malattie. Ad esempio ho sentito addirittura la SLA, ho sentito le cose pazzesche, professor Moretti. Allora lei cosa vuol dire questa mattina? Io l'ho invitata perché poi giustamente si arriva a quello che dice lei, nella confusione totale. Questo ragazzo che non è ascoltato da bambino, non lo sarà da ragazzo e non lo sarà neanche da adulto, decide di fare quello che vuole lui e magari si suicida perché non ne può più di questa società. Prego, professor Moretti. Sì, guardi, io tornerei a quello che dicevo prima, cioè che i vaccini sono farmaci. Allora, quando io ascolto, perché anche a me insomma capita di sentire che ci sono medici, operatori sanitari che sono contrari magari alle vaccinazioni, mi domando sempre con quale criterio questi medici prescrivono i farmaci, per esempio. Perché, ripeto, i criteri sono sempre quelli: efficacia, che viene prima della sicurezza, e sicurezza.
Quindi dopo è ovvio, diciamo che come tutte le categorie di persone che lavorano, anche tra il personale medico ci saranno medici più preparati e meno preparati, quindi qui c'è un problema generale di utilizzo dei farmaci, che spesso sono utilizzati in maniera non corretta, e di comunicazione, di formazione delle persone rispetto a quello che si studia e si scopre. Allora qui c'è una responsabilità comune per poter usare meglio i farmaci, che comincia per esempio, io insegno in università a futuri medici e a futuri infermieri, comincia da lì evidentemente, ma poi prosegue nel post laurea e dipende anche dai pazienti, perché c'è evidentemente una maggiore difficoltà, come lei ha detto adesso c'è internet e questo può essere come dire, un vantaggio in molte situazioni, ma evidentemente anche complica la modalità con cui le informazioni arrivano alle persone, c'è molta più confusione rispetto a prima, però questa è la situazione. Quindi quello che bisogna fare è cercare anche di investire dal punto di vista centrale delle risorse su una comunicazione che sia efficace, scientificamente corretta e che raggiunga il maggior numero di persone. Con persone intendo sia i pazienti che gli operatori sanitari, perché molto spesso anche sono gli stessi pazienti che devono imparare ad usare meglio i farmaci. Molto spesso sono i genitori che sono magari contrari alle vaccinazioni, ma che sono pronti a dare l'antibiotico al bambino anche quando quel farmaco non è necessario. Quindi farei più un discorso generale che non riguarda solamente le vaccinazioni. E fa bene a dirlo, professor Moretti, perché come abbiamo sentito anche dal dottor Colusso, questi ragazzi che usano molto antidepressivi, questi antibiotici che non funzionano più perché ne consumano troppo, ne danno troppo anche facilmente. Allora, professor Moretti, secondo lei non sarebbe tempo poi, a parte che io vi ringrazio sempre di venire nella mia trasmissione, ecco, ho avuto anche il professor Garattini poco tempo fa, che anzi saluto e ringrazio soprattutto, ecco, su questi integratori, perché parliamo anche di quelli dove queste persone pensano di stare bene, che prendono l'integratore, e lui ha risposto a una telefonata: ma è sicuro che è proprio di sentirsi bene? Ma sei sicuro, per carità, però ha fatto capire che veramente bisogna stare molto attenti e capire veramente quello che si prende, specialmente parlando anche di omeopatia. Cosa ne pensa, dottor Colusso? Dell'omeopatia personalmente non ho mai fatto ricorso e non ci sono documentazioni scientifiche sufficienti, e questo rifacendomi consecutivamente al professor Moretti, cioè ci sono tante ricerche che documentano l'efficacia e i rischi dei farmaci e documentano quindi l'efficacia, il fatto che si possano usare. Lì qualcuno storce il naso. Invece l'omeopatia, che non ha la stessa certificazione scientifica, quella attrae perché sembra una cosa naturale, dimenticando che in natura ci sono tantissime sostanze velenose. Quindi quando si fa uso di sostanze cosiddette naturali, anche a dosi omeopatiche, se una dose troppo bassa non può fare efficacia. Se una dose alta può diventare pericolosa, perché di nuovo non abbiamo strumenti per governarla, per avere certezza degli effetti positivi ma anche degli effetti negativi. Ma poi abbiamo detto, la maggioranza degli studiosi e delle organizzazioni internazionali senza scopo di lucro determinano l'efficacia o meno delle cure farmacologiche, vaccini, psicoterapia, eccetera. Qualcuno è contrario, ma allora c'è una mamma che uccide il suo figlio, purtroppo succede anche questo, un disturbo mentale, non so. Non possiamo attribuire tutte le mamme uccidono i bambini, distinguiamo un caso tragico e per fortuna molto raro da tutte le altre mamme che si occupano del bene del proprio figlio come possono. Quindi è una nostra manipolazione dire sì, ma c'è lo studioso tal dei tali che dice che non è vero. Capito? E gli altri 99.999 dove li lasci?
Quindi noi andiamo in cerca di quello che ci fa comodo, la difficoltà di cambiare le nostre opinioni in forma documentata. Oggi più che mai, perché siamo alluvianati da... anche gli influencer sono degli imbonitori in qualche maniera, cioè ci fanno vendere quello che torna conto a loro di farci comprare. Non è detto che sia quello che interessa a noi. Siamo una società che sta perdendo la capacità di seguire discorsi oggettivi, scientifici, razionali. Allora adesso andiamo a vedere anche questo servizio e lo voglio poi commentare col professor Moretti e anche col dottor Colusso. Andiamo a vedere nuovo farmaco università. Ecco, sentiamo a Trieste, adesso vi porto, era il 2022, per poi chiedere al professor Moretti, ecco, cosa la preoccupa di più in questo momento, perché noi sentiamo parlare di nuovi farmaci, di varianti, ecco, di quello che potrà venire in futuro, ma siamo anche più preparati di una volta perché fortunatamente hanno investito molto, ecco, sui vaccini e avete visto i risultati. Molti dicono, professore, che non sono testati, molti, qualcuno, io penso non molti, però sembra che sia così. Sentiamo cosa dice, andiamo a vedere questo farmaco, nuovo farmaco università. La 5-azacitidina è un farmaco autorizzato per la cura di alcune malattie del sangue e in fase di studio contro alcuni tumori solidi, come il carcinoma epatocellulare, un tumore primitivo del fegato con scarse possibilità di cura ed elevata mortalità. È caratterizzato da un tasso netto di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi dell'ordine del 20% circa. In Italia in un anno vengono diagnosticati 9.000 tumori primitivi del fegato negli uomini e 4.000 nelle donne. Il numero di decessi annuali è circa 7.800, 5.400 uomini, 2.400 donne. L'incidenza cresce con l'età, soprattutto dopo i 50 anni. Ora uno studio coordinato dall'Università di Trieste svela che 5-azacitidina blocca la crescita e la migrazione delle cellule tumorali, ponendo solide basi per una nuova terapia nell'uomo. Lo studio ha chiarito per la prima volta alcuni dettagli del meccanismo molecolare di azione del farmaco nelle cellule del carcinoma epatico. L'Università di Trieste ha coordinato gruppi di ricerca nazionali, Napoli, Pavia, Padova, Aviano, e internazionali, Lubiana, Brno, Ho Chi Minh City, Toronto. Non esiste un trattamento farmacologico sufficientemente efficace per contrastare il carcinoma epatico in fase avanzata, ha sottolineato il professor Gabriele Grassi, docente di biochimica clinica all'Università di Trieste. Per questo la comunità scientifica è alla ricerca di nuove strategie terapeutiche. La 5-azacitidina o i suoi derivati in futuro potrebbero dunque essere una di queste e offrire nuove speranze ai pazienti. Il farmaco è in grado di ridurre la quantità di particolari gruppi chimici aggiunti alla sequenza di base del DNA delle cellule stesse a scopo regolatorio. In molte cellule tumorali la metilazione del DNA avviene in modo anomalo e ciò permette alle cellule di acquistare più capacità di moltiplicarsi e muoversi nei tessuti sani. Allora, professor Moretti, come commentiamo questo servizio? Perché io mi metto nei panni di chi è a casa. Allora, hanno visto questo servizio. È anche interessante perché quando si parla di tumori, specialmente di un certo livello, tutti sono là con le orecchie tese ad ascoltare, ma poi si vorrebbe anche capire ulteriormente, capire un po' di più, perché questa è la voglia. E allora se non si fa bene, uno va su internet e comincia a leggere, ma se legge male viene fuori un disastro. Prego, professore. È un ambito dove diciamo, la scoperta, l'approccio, diciamo, ai farmaci utilizzati si sta molto rapidamente aggiornando, nel senso che abbiamo categorie di farmaci nuovi, biotecnologici, che cambiano molto velocemente, nel senso che le conoscenze che sono acquisite nell'efficacia di questi farmaci consentono di avere dei prodotti che siano sempre più efficaci delle terapie di molti tumori. La sopravvivenza in generale e le prospettive di cura che abbiamo con i farmaci biotecnologici sono molto interessanti e molto importanti. È ovvio che questi sono farmaci
come dire, molto diversi dalla gran parte dei farmaci che noi usiamo di solito, però il concetto è sempre quello di verificare l'efficacia di un certo trattamento e di cercare di offrire al paziente il trattamento migliore. Allora, il farmaco che è stato presentato nel servizio è ancora un farmaco che può essere assimilato ai farmaci più tradizionali, cioè funziona, tra virgolette, in un modo diciamo più tradizionale, non fa parte di questi farmaci nuovi che vengono utilizzati adesso e che sono scoperti nell'ambito dei tumori. Quello che si può dire in generale è che le prospettive di cura per molti tumori sono evidentemente molto migliori di quello che avevamo qualche anno fa e come sempre in queste situazioni va sempre valutato il profilo beneficio-rischio dei trattamenti. Un punto importante in questi farmaci, questi nuovi farmaci biotecnologici, è che sono chiaramente molto molto costosi. Allora in questo contesto è molto importante capire che quando si dice cerca di usare un farmaco generico, cerca di, a parità di efficacia, di usare un trattamento meno costoso, sono tutte cose che consentono di risparmiare delle risorse che possono essere destinate proprio a questi farmaci più recenti e che sono molto costosi. Quindi c'è in generale, insomma, un approccio alla terapia che deve cercare di avere il farmaco che funziona meglio, cercando di spendere il meno possibile. Non dimentichiamoci che noi abbiamo, bene o male ancora, per fortuna, la fortuna di avere un sistema sanitario che ci copre, per quello che riguarda i farmaci, da gran parte dei farmaci di cui abbiamo bisogno. Dottor Colusso, prego. Questo è giusto, però non dobbiamo dimenticare la prevenzione. Tante malattie sono legate al fumo, all'uso di alcol, alla mancanza di moto, a una dieta non adeguata e chiaramente più ci si ammala, più medicine, più cure servono e più si soffre anche perché tante cure poi non sono indolori, sappiamo benissimo, la chemioterapia non sono, radioterapie non sono terapie indolori, quindi un modo per ridurre la spesa e stare meglio è proprio la prevenzione e la prevenzione abbiamo tutte le indicazioni necessarie, ma è una scelta individuale anche questa e non è una scelta molto difficile in verità, quindi è difficile invece resistere magari alle tentazioni, ma dipende dal senso che si vuole dare alla propria vita. Io penso che il senso della propria vita è innanzitutto nella relazione con le persone che ci sono vicine, non nel mangiare, non nell'apparire, non nel fumare. Perché se la nostra vita è vuota, sostanzialmente la tentazione di riempirla con dei riempitivi come l'alcol, il fumo, la droga, si fa strada più facilmente. Io sono qui che posso dire per esperienza il servizio fatto in tanti anni, prima in ospedale, poi al CERT e poi in ADVA con le donne e gli uomini in lutto e anche dopo in suicidio. Vedo che quando le persone, comunque sia stata la loro vita, accompagnate a attraversare il dolore di una perdita, di un lutto drammatico, accompagnate e loro hanno fatto il percorso, cambiano anche stile di vita e la felicità che sembrava perduta non solo si recupera in forma diversa, ma diventa anche molto più significativa perché le relazioni interpersonali fanno bene al cuore e sono anche la prevenzione del suicidio. E ha fatto bene a spiegarlo e a dirlo perché questo è. Professor Moretti, un'altra cosa che mi preoccupa è che sento molto delle volte, avendo anche un banco solidale dove purtroppo queste persone usano anche questi farmaci, che per loro l'antidepressivo e il psicofarmaco non è la stessa cosa, ma tanto prendo un antidepressivo, non è uno psicofarmaco. Lei cosa vuol dire a queste persone? Perché poi vengono dati, come ha detto giustamente il dottor Colusso, anche in giovane età,
che assolutamente, a mio avviso, non so se sbaglio, ma qui ho due esperti, non dovrebbero essere dati, dovrebbero essere altre forme naturali, ecco, invece di dare questi farmaci. Cosa dice, dottore? Come dovrebbero essere presi, quando, e che se non sono sotto regola medica, perché funziona così, lo prendo dalla nonna, lo prendo dallo zio, lo prendo da mia mamma che non se ne accorge, però poi li prendono. Prego. Sì, allora per quello che riguarda, diciamo, gli antidepressivi, che possono però essere agganciati più in generale al tema dei farmaci sul sistema nervoso centrale, come per esempio i farmaci per l'insonnia o per l'ansia, sono tutti farmaci intanto di prescrizione. Questo va detto, che quindi devono essere utilizzati a fronte di una prescrizione medica. In entrambe le situazioni ci sono, diciamo, problemi di uso non corretto. Ora, per quello che riguarda gli antidepressivi, cos'è che possiamo dire in generale? Primo, la depressione è sicuramente un problema importante che può avvenire anche in giovane età, così come nelle persone anziane. Il farmaco non è mai l'unica e la prima soluzione per queste situazioni, va sempre agganciato, ma questo vale peraltro per tante altre malattie, insomma il farmaco non è mai il primo o l'unica soluzione, ma in particolare per la depressione, ripeto, il farmaco non è mai la prima soluzione. Il problema è che quando invece il farmaco serve, e molto spesso può servire, l'efficacia diciamo talvolta diciamo, può tardare a venire. In generale l'antidepressivo non va mai preso al bisogno, cioè non è che si può dire oggi mi sento depresso e prendo il farmaco. Le terapie antidepressive hanno bisogno di tempo per vedere se funzionano. Parliamo di almeno 3-4 settimane, 5-6 settimane per vedere se funzionano, e poi deve essere proseguita la terapia per parecchio tempo, 1 anno e mezzo, proprio per evitare le ricadute. Ripeto, quando il farmaco serve. Quindi il primo punto è, attenzione, gli antidepressivi non sono mai farmaci che vanno presi al bisogno e vanno presi chiaramente quando servono e su prescrizione del medico. Situazione diversa, per esempio, è sulle benzodiazepine, i farmaci per dormire. Noi abbiamo tantissimi anziani che prendono una pastiglia per dormire per anni. Ecco, in questo caso il discorso è esattamente l'opposto. Le terapie croniche, un farmaco per dormire non va mai preso per tutta la vita, in sostanza. Bisognerebbe rivalutare nel tempo la persistenza del problema, quindi dell'insonnia in questo caso, e cercare di sospendere la terapia. Ci sono ovviamente anche qui dei problemi nel sospendere la terapia, però in questo caso è esattamente il contrario rispetto agli antidepressivi. In entrambe le situazioni va evitata, diciamo, l'autogestione da parte del paziente, cioè il farmaco va preso, ripeto, sotto controllo medico, perché sono tutti farmaci che possono ovviamente interagire con altre sostanze e dare anche dei problemi. Ecco, lei, dottor Colusso, ne ha visto di cotte e di crude nel suo lungo percorso, anche perché poi a livello cerebrale possono avere delle conseguenze, persone che guidano tranquillamente e poi vediamo cosa succede. Prego. Non solo alla guida, che naturalmente alcol e psicofarmaci hanno un effetto potente e naturalmente fanno venire sonnolenza, perdere l'attenzione, la risposta, ma proprio quello che diceva lei, Mirella, a proposito dei farmaci sottratti in casa, per esempio. Allora, una buona prevenzione è, come è stato detto, prendere i farmaci solo su prescrizione e nella forma prescritta, tenerli sotto controllo per evitare che qualcuno non abilitato ne faccia uso. Non si presta alle amiche, al vicino di casa, non si fa provare al figlio per vedere se funziona. E sicuramente ci sono in questo momento 20% degli adulti che hanno bisogno di terapie per un disturbo psichico. Fino a qualche tempo fa per i minori era il 10%. Dopo la pandemia
anche per i minori c'è questo 20%. Quindi i farmaci, anche quando si tratta di minori, di persone giovani, se c'è una prescrizione accurata da parte di personale competente, quindi medico, psichiatra e così via, va fatta, perché anche dalle malattie mentali si può guarire. Ma si può guarire se ci si cura. Ma tornando al tema della depressione che è stata introdotta, ammesso che sia depressione, come è nata? Perché ci sono delle depressioni in qualche modo primarie, cioè mi nascono comunque, ma tante depressioni sono consecutive alla solitudine, all'abbandono, all'essermi posto degli obiettivi assolutamente impropri perché stimolato dai social magari. Ma depressione, no? Vuol dire anche ansia? Cioè si abbina all'ansia, è sullo stesso binario oppure sono due cose? Un attimo solo, dottore, perché abbiamo Livio da Padova. Vai Livio. Mirella, ciao e un cordiale saluto ai tuoi ospiti. Io volevo porre a loro, che vedo che sono degli esperti, una domanda. Quanto importante è per un anziano, una persona anziana, una persona sola, quanto importante è, a parte le medicine, gli antidepressivi, eccetera, avere fiducia in se stesso? Cioè, c'era un detto una volta ancora che è sempre utile, che dice aiutati che il cielo ti aiuta. Cioè voglio dire, la fiducia in se stesso, la forza veramente di riuscire a venirne fuori, oltre ai medicamenti che si usano, insomma, ecco. Grazie e buon anno. Bravo, bravo Livio, bello questo, credere in se stesso, superare quell'attimo al posto del farmaco, faccio qualcos'altro, esco magari e faccio una bella corsa. Prego, dottor Colusso, terminiamo, poi sentiamo il professor Moretti. È perfetto quello che è stato detto. E dico che una persona come questo geniale interlocutore può dare l'esempio con i suoi vicini, con i suoi amici, con i suoi familiari, e avere autostima, perché di questo stiamo parlando, diventa più facile quando qualcuno ti dimostra che sei importante per lui, a prescindere che tu abbia i baffi o no, che tu sia ricco o non sia ricco, che abbia successo o non abbia successo, sei importante per lui. Questa è autostima, questa è avere una relazione significativa, e questo è ciò che permette poi di lanciarsi nel sentirsi capaci di fare qualcosa. Professor Moretti, prego. Sì, diciamo che qui ci sono due aspetti. Il primo è quello che dicevo in precedenza, cioè il fatto che chiaramente diciamo, l'approccio a queste problematiche non prevede necessariamente una terapia farmacologica. La parte importante è proprio tutto il contorno, cioè è chiaramente anche come la singola persona affronta il problema, che ha chiaramente una sua importanza, l'aiuto che riceve da specialisti, da conoscenti, da amici, insomma tutto il contorno, diciamo, questo è sicuramente importante, però le persone sono poi anche diverse, insomma, e quindi hanno sensibilità diversa. L'aspetto che a me ovviamente tocca più da vicino, perché è quello di cui mi occupo, è quello di capire se un certo poi trattamento serve e se è efficace. Quindi è chiaramente importante nel momento in cui un farmaco serva e sia necessario, e ripeto non sempre è così, fare una terapia nel modo più corretto, perché quello che vediamo per esempio parlando di depressione è che un 30-40% delle persone che usano antidepressivi li usano per periodi di tempo troppo brevi, oppure li usano quindi in un modo che fa sì che il farmaco non possa essere efficace. Quindi ripeto, da una parte cercare tutte le strategie per poter intervenire senza utilizzo di farmaci, ma quando i farmaci servono, e ripeto è lo specialista o il medico che poi decide quando servono, cercare di usarli nel miglior modo possibile. Molto chiaro. Allora intanto ringrazio veramente il dottor Luigi Colusso, medico formatore, psicoterapeuta, di essere stato con noi. Veramente grazie dottor Colusso, perché anche queste spiegazioni fanno molto bene a chi a casa le ascolta. Allora andiamo a vedere invece, e poi lo commentiamo col professor Moretti,
Farmaco salvavita. Andiamo a sentire, poi commentiamo. L'Agenzia Italiana del Farmaco toglie un'importante medicina salvavita dalla fascia rimborsabile e la posiziona nella fascia totalmente a carico dei pazienti. Ma dalla Regione potrebbe arrivare un'ancora di salvezza per moltissime persone. Il farmaco è il Baqsimi, di grande importanza per il trattamento dell'ipoglicemia negli individui adulti, negli adolescenti e nei bambini affetti da diabete mellito. Il tema è al centro di una mozione protocollata dal vicepresidente del Consiglio Veneto, Nicola Finco. L'AIFA dal 10 di ottobre ha deciso che il Baqsimi, che è un farmaco salvavita, passa dalla fascia A alla fascia C, che vuol dire totalmente a carico del paziente. Siccome che è un farmaco che viene utilizzato soprattutto negli adolescenti, quindi i bambini piccoli, soprattutto perché lo possono utilizzare sia all'interno delle scuole ma anche nel mondo sportivo, evitando così delle iniezioni intramuscolari, quello che chiedo attraverso questa mozione è che sia il sistema sanitario regionale, attraverso un extra LEA, a farsi carico di questo importante farmaco. Dettaglio non da poco è il costo del farmaco, 84 euro a dose, piuttosto alto. Una spesa pesante per le famiglie, ma che nei bilanci del pubblico non andrebbe ad incidere in modo determinante. Che è un farmaco costoso, costa più o meno sugli 84 euro e sappiamo che ha un'importanza vitale, quindi stiamo parlando di un qualcosa di fondamentale, di un aiuto importante che noi dobbiamo dare alle famiglie che hanno dei bambini con questo tipo di patologia, e quindi penso sia un buon servizio che la Regione potrebbe fare. La speranza è che già nel prossimo bilancio si possano trovare i fondi regionali per coprire questo buco lasciato dall'Agenzia del Farmaco. Mi auguro già insomma che dalla manovra di bilancio si riescono a trovare le prime somme di denaro importante, anche perché non stiamo parlando di grandi numeri fortunatamente, però chi ha questa patologia e soprattutto in età adolescenziale penso sia un qualcosa di fondamentale e importante, quindi questo lo richiedo attraverso una mozione e speriamo che quanto prima insomma possa arrivare una risposta concreta. Allora, professor Moretti, come commenta questo servizio? Farmaci molto costosi ma molto importanti, anche la Regione, abbiamo sentito il consigliere Finco che ci ha messo del suo per far capire l'importanza anche di aiutare le famiglie e quelle che non possono comprare questi farmaci. Prego. Sono parecchi aspetti insomma, che possono essere commentati di questa vicenda. E allora, innanzitutto, le decisioni che vengono prese a livello centrale sulla rimborsabilità dei trattamenti o meno, perché come lei sa ci sono alcuni farmaci, come per esempio abbiamo parlato prima delle benzodiazepine, che sono sempre totalmente a carico delle persone, altri che sono rimborsati. In generale i criteri di rimborsabilità sono legati da una parte all'efficacia che deve essere dimostrata del trattamento e alle alternative che ci sono, perché ovviamente per tutte le patologie ci sono trattamenti diversi che possono essere affrontati. Ovviamente in questo contesto c'è anche la sostenibilità economica dei trattamenti. Ora, in questo caso specifico stiamo parlando di un farmaco non nuovo, il glucagone, che è un farmaco in commercio da molto tempo. Parliamo di una situazione dove il farmaco viene usato soprattutto in pediatria. Adesso non ho approfondito, diciamo, nello specifico questa situazione, ma so che per esempio alcune regioni hanno cambiato o comunque hanno deciso di proseguire il rimborso praticamente di queste terapie agli adolescenti e ai bambini che facevano uso di questo farmaco, perché ovviamente stiamo parlando di patologie importanti. Ora, sottolineo questo, che il problema che abbiamo è anche il fatto della diversità da una regione all'altra, perché quello che posso commentare è se si decide, magari in Veneto adesso, come ha fatto l'Emilia Romagna, di poter proseguire una terapia e si decide che questa cosa serve ai bambini, allora non si capisce perché questa cosa debba valere in Veneto, in Emilia Romagna o in altre regioni, non in altre, insomma. È vero che adesso c'è la regionalizzazione, ma credo che sul discorso della sanità e sul fatto di capire se un farmaco serve o non serve e se quindi deve essere reso disponibile, debba essere insomma estesa a livello nazionale. Credo che questo sia un problema insomma, che si può presentare anche in altre situazioni, perché noi già sappiamo
che in determinati contesti abbiamo delle differenze sulla disponibilità dei farmaci a seconda di dove una persona vive, quindi basta cambiare regione e cambiano anche le condizioni di rimborsabilità. È chiaro che questa cosa deve essere vista in un contesto nel quale tutti noi dobbiamo capire che la rimborsabilità deve essere collegata alla sostenibilità economica. Allora, un'altra domanda, professor Moretti, è che adesso molte persone vanno in farmacia e fanno questi tamponi fai da te, che poi non sono testati, poi decidono come comportarsi. Ecco, sono veramente attendibili? È sempre vero che ognuno li sa fare bene, perché poi queste persone circolano liberamente e noi non sappiamo chi incontriamo. Pochissime mascherine in circolazione. Pensi, professore, che ieri sono entrata su un supermercato e la commessa al banco dei salumi era senza mascherina con una tosse incredibile. Ecco, io mi domando se questo è modo di lavorare, di far lavorare, perché capite che voi date delle indicazioni molto importanti e poi ognuno fa quello che vuole, per i costi, per il risparmio, perché, però noi ci ammaliamo dopo. Prego, professore. Sì, allora guardi, la situazione del Covid, come dicevamo prima, è particolarmente complessa perché ovviamente la percezione diciamo, del rischio è chiaramente molto diminuita. Non ci sono più ovviamente, ma anche giustamente, normative che obbligano a determinate situazioni, però è chiaro che è lasciato al buon senso delle persone, nel senso che se una persona in questo periodo ha come dire, dei sintomi come la tosse, la febbre soprattutto, e magari convive in casa con persone molto anziane, fare un tampone per capire se è Covid o meno serve. Dopo è ovvio che ci possono essere delle differenze tra un tipo di tampone ed un altro, anche rispetto a come viene fatto, no, il prelievo e come si utilizza il tampone, però in generale i tamponi funzionano e quindi è importante sapere se una persona è positiva, per esempio, dovrebbe cercare, se esce, non ci sono obblighi che ti obbligano a stare in casa, ma quantomeno se esce mettere una mascherina adeguata, insomma, per poter limitare la diffusione del contagio. Queste sono cose che ormai sono legate al buon senso. Dobbiamo cercare di capire che il rischio è soprattutto elevato per le persone fragili, quindi soprattutto nel caso in cui la persona anziana, ripeto, abbia patologie importanti concomitanti, e quindi cercare di proteggere queste persone. Insomma, come dicevamo prima, l'infezione da Covid ormai è meno grave rispetto a com'era nel passato, soprattutto le persone giovani ovviamente sono meno preoccupate, ma se la persona giovane vive o viene a contatto con persone anziane e fragili, è ovvio che come dire, la contagiosità è sempre possibile, quindi l'uso della mascherina è certamente importante. E tra l'altro è molto importante anche in situazioni diverse dal Covid, come l'influenza, ed è estremamente importante soprattutto in ambienti a rischio. Quindi chiaramente persone che vanno nelle RSA dove ci sono un sacco di persone anziane e fragili, è ovvio che in quelle situazioni è chiaramente obbligatorio entrare, indossare la mascherina, non entrare se ci sono dei sintomi collegabili, insomma, all'influenza o al Covid. Allora, professore, cos'è che vi preoccupa in questo momento? Varianti anche meno aggressive, però siete sempre con le antenne molto tese, perché il pericolo può essere dietro l'angolo. Prego, professore. Sì, allora diciamo che la situazione si sta, tra virgolette, normalizzando. In questo senso, cosa vuol dire normalizzare? Vuol dire che il Covid ce l'avremo sempre come compagno, purtroppo ormai, di sventura, no? Nel senso che diventa associabile ad altre malattie respiratorie che sono presenti e per i quali abbiamo delle misure preventive anche per cercare di limitare il danno che queste patologie e che queste malattie fanno. È chiaramente possibile che in futuro, per esempio, si possa avere un vaccino combinato per cui la persona possa fare nello stesso momento il vaccino influenzale e anche quello per il Covid. Bisognerà vedere come evolve il virus dal punto di vista delle mutazioni. Speriamo che come dire, non ci siano brutte novità in questo senso, però la notizia positiva è che i nuovi vaccini che sono stati messi in commercio adesso mantengono, come dicevo prima, l'efficacia nella prevenzione soprattutto degli effetti gravi. Quindi
non avremo la possibilità di eliminare il Covid dalle nostre vite, bisognerà conviverci come facciamo con altre malattie respiratorie, e quindi, come si diceva prima, da una parte la possibilità di prevenire queste infezioni, per esempio con l'uso della mascherina, per esempio con le vaccinazioni, soprattutto nelle persone, ripeto, che sono più a rischio per le conseguenti gradi della malattia. Professore, l'ultima domanda, poi la lascio veramente, la ringrazio sempre di essere stato con noi e spero di rivederla ancora, perché noi abbiamo bisogno di queste persone, di capire bene da persone competenti come è il professor Ugo Moretti, ecco, di quello che parliamo. Lo spray per i bambini, il vaccino spray per i bambini, e per noi no, professore, possiamo essere un po' ottimisti, perché al posto del laghetto sarebbe anche bello lo spray. No, assolutamente, questo fa parte, diciamo, delle possibili novità dal punto di vista della somministrazione dei farmaci. Abbiamo parlato di vaccini, ma questa cosa, per esempio, pensi all'insulina, no? A come si possono quindi trovare delle forme e delle forme farmaceutiche che favoriscano l'utilizzo di un farmaco. Un altro esempio può essere, che so, l'eparina, che viene data per via iniettiva, no? Sottocutanea, rispetto magari al nuovo anticoagulante che viene preso per bocca per via orale. È chiaro che la forma farmaceutica può influenzare anche l'adesione del paziente alla terapia, e quindi ovviamente bisogna anche in questo caso confidare che ci siano dati che certificano, che dimostrano che questa via di somministrazione è possibile, che l'efficacia rimanga elevata del trattamento, e valutare ovviamente anche poi la sicurezza nel corso del tempo. Ma chiaramente questa cosa è importante soprattutto per determinati farmaci, proprio per mantenere l'adesione dei pazienti alla terapia. Noi abbiamo due problemi adesso importanti. Uno appunto è questo che dicevo, di seguire l'evoluzione delle terapie, e dall'altra anche il fatto di poter fare ordine. Noi abbiamo pazienti che prendono sempre più farmaci, e quindi è molto importante fare ordine, insomma, su questa marea che i farmaci, soprattutto gli anziani, prendono, no? E cercare di capire se un trattamento serve, se non serve, e quindi cercare di limitare i farmaci che non sono necessari, insomma, alle persone. Allora, professor Moretti, come ci saluta e che appello vuole fare? Intanto ribadendo gli auguri di buon anno e ricordando che per quello che riguarda i farmaci, il consiglio è, guardate, le cose vanno prese solo quando servono. È non vero, comunque cerchiamo di evitare il fatto di dire prova questa cosa perché tanto male non fa. Allora, tutti i trattamenti, tutte le medicine hanno vantaggi e svantaggi, e l'efficacia viene prima della sicurezza. Quindi cercare di evitare il fai da te in queste situazioni, seguire i consigli dei medici, ovviamente cercando di avere medici sempre più preparati, spero, e insomma cercare di utilizzare i farmaci quando questi sono effettivamente necessari e quando servono. Grazie, veramente grazie al professor Ugo Moretti, al quale rivolgiamo veramente un augurio di un anno speciale, un 2024 speciale anche per noi, magari con queste nuove soluzioni al posto dell'ago, responsabile di farmacologia AIFA Veneto, Agenzia Italiana del Farmaco, per essere stato con noi e averci spiegato benissimo l'importanza dei farmaci e dei vaccini. Grazie professore, buona giornata. Grazie a lei. Pubblicità. Grazie. Allora, adesso Mirella, oltre a salutare l'ospite in presenza, graditissimo, che è il vice sindaco di Treviso Alessandro Manera, che è responsabile politiche ambientali, smart city, sport, organizzazione e logistica, non so se c'è già l'altro ospite, chiedo alla regia, allora io mi alzo, perché per me è un onore questa mattina, ci siamo già sentiti con questo ospite importantissimo, perché voglio stringere la mano al professor Gerosa, anche se è così ipotetica. Professore, io la ringrazio, le stringo la mano così da lontano. Grazie professore di essere con noi e grazie per quello che ci dirà, per questa scoperta meravigliosa che lei sta
cercando di far capire l'importanza di questa scoperta, e stiamo parlando del cuore artificiale. Pensi, vice sindaco, chi ha presente con lei questa mattina, che spiegherà. Allora io intanto la ringrazio veramente, professore, questa volta non c'è stato l'impedimento, la vedo, l'altra volta ci siamo sentiti telefonicamente. Cosa ci racconta il professor Gerosa? E ai suoi telespettatori, grazie per l'invito. Beh, non c'è molto da raccontare, c'è da dire che finalmente forse riusciremo a dar corpo a quel sogno che trasformiamo in realtà di creare un cuore artificiale totale che possa essere alternativo al trapianto di cuore. Professor Gerosa, quanto è importante, e voglio proprio sentirlo da lei, l'importanza di investire nella ricerca? Ecco, questa ricerca e questi investimenti che sembra che in Italia non siano molto capiti. Lei cosa ci dice invece? Allora, non è che non siano molto capite, chiaramente come dire, gli enti decisionali hanno delle loro prerogative che gli spettano di decidere dove investire i soldi della ricerca e ovviamente rispondono a delle logiche di scelta inappuntabili e quindi speriamo che nel prossimo futuro anche finanziamenti pubblici possano entrare in gioco per velocizzare la ricerca. Professor Gerosa, ma l'importanza anche della salute pubblica, di capire l'importanza di questi nuovi meccanismi, di questi nuovi prodotti artificiali, intelligenza artificiale, adesso cuore artificiale, chissà in futuro cosa, ma soprattutto con questi addetti ai lavori meravigliosi che riescono a far capire l'importanza di fare questo per un bene comune. Ecco, forse è questo che fanno fatica a capire, che bisogna investire nel bene comune, professor Gerosa? Forse è colpa nostra che non riusciamo a far comprendere appieno la necessità di investire per dare delle risposte, utilizzando quello che la tecnologia ci mette a disposizione, delle risposte ai nostri pazienti che queste risposte le attendono e come se le attendono. Perché stiamo parlando di pazienti in lista di attesa per trapianto di cuore e le do qualche numero, tanto per contestualizzare il problema. In lista di attesa per trapianto ci sono circa 750-800 pazienti all'anno in Italia. Riusciamo a eseguire circa 300 trapianti. Grazie a quel primo trapianto che abbiamo fatto nel maggio di quest'anno di un donatore a cuore fermo, da allora, da maggio, in tutta Italia ne sono stati eseguiti altri 13 e quindi questo può incrementare di circa un 30% il numero di cuori disponibili per il trapianto, ma siamo sempre sotto al di sotto del 40% di soddisfazione delle necessità e quindi per quel 60% di pazienti dobbiamo necessariamente trovare delle risposte terapeutiche. E una risposta terapeutica è un cuore artificiale totale meccanico che possa garantire la sopravvivenza del paziente ma soprattutto la qualità di vita del paziente e che non venga inteso solamente come ponte al trapianto, cioè garantisce la vita del paziente, la sopravvivenza del paziente in attesa che arrivi l'organo cuore, ma che sia alternativa al trapianto, in modo tale che avremo sullo scaffale della nostra sala operatoria un cuore artificiale prontamente disponibile senza la necessità di aspettare un donatore. Allora sentiamo Alessandro Manera, vice sindaco di Treviso, giovane, rampante, ma soprattutto penso che l'importanza di capire quello che ha detto questo cardiochirurgo di fama mondiale, ma soprattutto della ricerca, la scienza e la tecnologia che se si investe fanno passi da gigante e ci fanno sperare in un futuro migliore anche per noi, non più liste d'attesa, ma se abbiamo questi mezzi che non sono più ad aspettare il donatore avremo anche la possibilità di vivere più a lungo e bene. Prego. Beh, intanto faccio gli auguri di buon anno a tutti e anche al professore che ci dà all'inizio dell'anno questa buona notizia. Per tante persone ha dato dati numerici importanti che ci dicono che tante persone sono in lista d'attesa e sanno già di non avere la speranza di trovarlo subito, perché se questi sono i numeri non stiamo parlando di una percentuale irrisoria rispetto al totale, quindi sicuramente la ricerca e lo studio che sta facendo salveranno la vita e la qualità di vita della vita di molte persone, non solo loro ma anche di tutti quelli che stanno attorno, quindi diciamo gli faccio i complimenti ed è lui il vero eroe dell'anno, ecco, questo volevo dirlo. È chiaro che in molti paesi la ricerca per la maggior parte viene eseguita anche da aziende private. Giusto o sbagliato, possiamo aprire un mondo su questo, ma anche negli Stati Uniti molta della ricerca viene eseguita da aziende private o da università finanziate da privati.
In Italia il sistema è misto ed è spinto soprattutto verso il pubblico, non è così semplice, è chiaro che la politica, soprattutto quella nazionale, chiaramente non sono le amministrazioni locali possono farlo, deve tendere in quella direzione, perché vero è che il finanziamento privato magari ti velocizza le cose, perché è chiaro questo. Dall'altra parte io sono sempre stato abbastanza contro sul fatto che una scoperta scientifica possa essere a vantaggio di un'azienda privata su cui deve ricavarne i benefici. Ce lo ricordiamo cosa è successo con i vaccini, cioè il fatto che probabilmente lo Stato non era in grado di avere dei vaccini propri, ma doveva essere soggetto alle aziende private. Abbiamo visto nel momento di emergenza cosa è avvenuto. Questo non è un momento emergenziale per quello che riguarda il cuore, lo è per le persone che non riescono ad avere subito il trapianto. Quindi secondo me avere una ricerca di base pubblica è fondamentale. È chiaro che siamo in una situazione in cui è molto difficile reperire risorse e quindi dovremmo pensare a un sistema misto in cui magari anche il privato può investire e nel pubblico, può investire nel pubblico, un'azienda privata può investire nel pubblico e da lì averne un beneficio per esempio fiscale molto forte. Questo può essere un'idea che viene fatta solo in parte in questo momento, quindi veramente faccio i complimenti al professore che è il vero eroe dell'anno, quindi lo saluto, lo ringrazio, lo aspetto a Treviso se mai passerà, anche solo per bere uno spritz. Professor Gerosa, come commenta le parole di questo vice sindaco giovane ma che spera in un futuro che dia più risorse alla ricerca, perché giustamente lui dice noi a livello locale possiamo fare quello che possiamo fare, però a livello governativo, visto che si trovano delle risorse che a volte noi ci domandiamo perché vanno a finire là e non in qualcos'altro, visto che non sono i nostri ideali, prego professor Gerosa. Allora, intanto ringrazio il vice sindaco, il dottor Manera, per le belle parole con cui mi ha etichettato. Tutte vere. E colgo l'invito per lo spritz a Treviso che non rifiuto assolutamente. Detto questo, condivido appieno quanto ha detto. Chiaramente in un'ottica di, come dire, finanziamento misto, le cose potrebbero essere velocizzate, la ricerca potrebbe trovare un grosso impulso, ma le considerazioni che ha fatto mi trovano assolutamente d'accordo. Bene, allora un'altra cosa importante, Manera, volevo capire anche com'è la situazione ambientale, perché io ho un grande dubbio, nel senso che questa sera, per fortuna piove, qualcuno sta dicendo adesso, non ci saranno i panevin, perché se piove, anche se il sindaco di Arcade Presti ha detto che lui lo farà anche se diluvia, non c'è verso che dica di no, però quanto importante è far capire il bene e la salute pubblica, perché io ho capito la tradizione, tutto quello che volete, ma se ci sono dati scientifici che dicono che queste polveri sottili, che questo inquinamento fa male, perché non si riesce a capire l'importanza della vita? Il direttore generale di LUS2, il dottor Benazzi, che saluto, ha detto proprio l'altro giorno, guardate che di vita ce n'è una sola, cerchiamo veramente di capire l'importanza di rispettarla. Ecco, cosa ci dice? Pure voi ce l'avete messa tutta per far capire l'importanza, ecco, che se c'è l'inquinamento questi panevini non possono essere fatti, perché poi basta sentire, l'abbiamo sentito tutto il giorno dopo, cosa si respira per 3-4 giorni una settimana, sei chiuso in casa e non puoi aprire le finestre da quello che entra. Prego, Manera. Allora, qui parlo in maniera mista anche io tra tecnico, perché ho una laurea in chimica, e il politico, allora l'amministratore più che il politico. Allora, noi l'anno scorso per primi, visto che il livello era rosso, quindi la quantità di polveri sottili nei giorni precedenti e ARPAV ci indicava anche nei giorni successivi sarebbe stato alto, abbiamo deciso per primi di dire non si fanno. Il sindaco non ha fatto la deroga e quindi i panevini non si sono tenuti. Quindi guarda, il coraggio l'abbiamo avuto, perché è chiaro che tutti quelli che fanno il panevino, me compreso, perché ci andavo fin da bambino con mio nonno, perché è una bellissima tradizione, mi piace onestamente. Abbiamo detto la salute pubblica viene sicuramente prima di quello che è la tradizione, non è che ci si può ammalare per una tradizione. Quest'anno c'è stata una condizione particolare in quanto ha piovuto i giorni prima, c'era una forte ventosità, quindi eravamo in zona verde, cioè zero, e ARPAV, perché ARPAV il tecnico, l'elemento tecnico ci dice si può fare o non si può fare, cioè ci dà cartellino verde, ecco, non è che ci dice si può fare o non si può fare, ci dà cartellino verde, ci diceva che nei giorni successivi sarebbe piovuto o ci sarebbe stata ventosità. Poi
solo Iannicelli può vedere quando sono le previsioni del tempo esatte, infatti Iannicelli ha detto no, guardate che pioverà quel giorno. Quindi noi tecnicamente abbiamo detto, visto che le condizioni lo permettono, salviamo la tradizione, li abbiamo autorizzati. Tieni conto di una cosa, bisogna sempre parlare di sostenibilità. La sostenibilità tiene conto di 3 fattori, la parte ambientale, la parte sociale e la parte economica. Assieme fanno la sostenibilità. La parte ambientale è la difesa della salute, ci sono i PM10, non si possono fare. La parte sociale cos'è? È dire, è una tradizione a cui tutti teniamo? Sì, quindi è una cosa importante. La parte economica in questo momento qua non conta, in questa situazione non conta perché non c'era una spesa. Quindi mettendo questi 3 elementi assieme noi abbiamo visto che la parte ambientale ci dava disco verde, quindi le condizioni erano favorevoli. La parte sociale diceva, vabbè, ma visto che sarà bel tempo, visto che non ci saranno grandi valori di inquinamento, visto che lo fanno tutti i comuni contermini, tutti i comuni, possiamo farlo anche noi. Allora abbiamo detto sì, si può fare con pire molto basse, spegnerli subito, non bisogna utilizzare legna di un certo tipo e avanti. Tieni conto che 10 anni fa, se avessimo bloccato i panevini, come abbiamo fatto l'anno scorso, ci avrebbero massacrato. La gente ha capito, no guarda veramente, la gente ha capito, l'anno scorso ci hanno detto, bene, capiamo la situazione, non si fanno. Quindi la gente capisce se glielo spieghi bene. Se però tu diventi estremista in una direzione o estremista in un altro, diventa un'imposizione, la gente non capisce. Quest'anno la qualità dell'aria ce lo consentiva, detto da ARPA, ripeto, non è che ci inventiamo noi, non abbiamo gli strumenti tecnici, quindi avevamo deciso di farlo. Poi piove e a me dispiace onestamente perché, guardate, 2 anni di pandemia ne sono fatti, l'anno scorso non sono fatti. È un momento aggregativo importante, cioè uno diceva una vita da malati per morire sani, no, abbiamo anche qualcosa che dobbiamo fare, insomma, che ci dia anche la gioia fisica di essere lì, perché guarda, di socializzare quella mezz'ora per cui stai là con tuo figlio, tuo nipote, sono ricordi che avrai per tutta la vita e se la qualità dell'aria te lo consenti in quel momento è giusto farlo, lo dico sinceramente. Allora mi dispiace per Monica da Paese, ma ha preso la linea Bruna da Conegliano. Prego Bruna. Sì, buongiorno Mirella. Buongiorno ai suoi ospiti. Buongiorno Bruna, prego. Vorrei sapere perché tutti questi signori che parlano, vogliono tirare via le tradizioni che hanno fatto i nostri anziani. Ma cosa capiscono? È tutta moda? Adesso volete levar tutto, tenere proprio il popolo schiavo ai vostri ordini? No, mi dispiace, ma a casa mia comando io, non voi, capito? E vorrei che qualche volta Mirella portassela i cittadini, quelli che li hanno votati, portarli in televisione cosa pensano da tutta questa genitalia, che continuano a parlare e dire fanno sempre i suoi comodi e ci impongono a noi di fare i suoi comodi. Ma dove siamo? Lo so che siamo in Italia, però certe cose non vanno bene, capito? Grazie Bruna, naturalmente Bruna si rivolge alla politica nazionale, sicuramente i politici e i cittadini invece dice Bruna, hanno buon senso, sanno quello che vogliono, però questo è il grande problema che abbiamo, che bisogna Bruna ascoltare e non sentire, perché se ascolti forse riesci a capire anche il perché di qualche no in determinate situazioni e in qualche sì invece quando ci vuole. Perché sì la tradizione Bruna, però io per carità condivido che tu vai al Panevin, però io non devo essere obbligata a stare in casa perché tu vuoi andare al Panevin, cioè dobbiamo rispettarci uno con l'altro. Professor Gerosa, quanto importante è capire l'importanza dell'inquinamento anche per quello che si respira e che poi arriva anche al cuore. Prego professor Gerosa. Estenderei il concetto dell'importanza dell'inquinamento al concetto più ampio e più vasto della prevenzione. E chiaramente l'inquinamento e l'ambiente giocano un ruolo importante. Oggi si parla di One Health, di salute circolare, che mette assolutamente in interconnessione la salute del paziente, dell'essere umano, con la salute del regno animale, con la salute dell'ambiente circostante.
e quindi siamo assolutamente integrati gli uni con gli altri e quindi non dobbiamo concentrarci solamente su una tesserina del puzzle, ma guardare il puzzle intero in tutta la sua integralità, perché curare bene l'ambiente vuol dire curare bene anche l'uomo. Manera, prego. Beh, allora intanto le parole molto sagge del professore. Io dico a Bruna che allora in questo paese, con tutti i difetti può avere la politica, abbiamo una delle età medie più alte d'Europa, forse del mondo, forse il professore può aiutarmi su questo, che peraltro porta a tante patologie che sono presenti soprattutto sulla fascia di età più avanzata. Ma se siamo arrivati a questo punto è proprio perché magari qualche tradizione che non era così salutista ce la siamo anche tolta, qualche alimento che non era così salubre in grande quantità ce lo siamo tolto, certi tipi di malattie, la gota, tutte queste malattie qua sono scomparse proprio perché abbiamo cambiato anche delle usanze alimentari delle nostre zone. Stile di vita. Lo stile di vita. Quindi io dico, ripeto, la sostenibilità. Cioè dobbiamo fare, io prima ho invitato il professore a bere uno spritz. Non è che siamo maniaci dell'abolizionismo dell'alcol o del vino o di bere un bicchiere. È chiaro che in eccesso questo è un problema, no? Noi siamo veneti, quindi tendiamo anche a goderci la vita da questo punto di vista. Ma cerchiamo di fare le cose con equilibrio. Bersi un bicchiere di vino rosso fa bene, chiaramente se te ne bevi una bottiglia da solo è un'altra cosa. Quello del pane e vini, ripeto, noi l'anno scorso li abbiamo tolti, non gli abbiamo dato, diciamo, la possibilità di farli, perché eravamo in una situazione di aria pessima. Quest'anno eravamo in una situazione di aria buona, fortunatamente, non è che dipende da noi, dipende da noi fin là, perché se piove o c'è il vento, noi... Quindi dobbiamo equilibrare queste due cose, quindi il professore ha detto parole molto sagge, però non è che tutte le tradizioni, tutte siano così salubre. Io dico anche, adesso ti faccio un esempio, rispetto a una volta il rapporto col mondo animale è cambiato molto, cioè il rispetto che c'è verso gli animali. Cioè una volta io mi ricordo da bambino come veniva ammazzata una gallina, come veniva ammazzato un maiale, come veniva ammazzata la mucca. Cioè se ne fregavano del dolore poter provare l'animale. È così corretta una tradizione che forse era sbagliata allora. Cioè l'uomo si evolve anche in meglio, non è che... Si spera almeno. No, beh, ma insomma, dai, se viviamo adesso il professore può aiutarmi, fino a 85 anni in Italia, 84 in Italia, vuol dire che abbiamo migliorato, questo è grazie sicuramente alla scienza, perché la scienza ti dice, guarda, carne rossa, fa una roba, mangiala una volta a settimana, cioè non è che devi mangiare tutti i giorni, mangia qualche fagiolo in più, mangia qualche... Non è che tutto quello che era una volta, la polenta non sta a mangiartela 3 volte al giorno, perché forse non ti fa così bene. Quindi il passare a uno stile di vita più sano è frutto della scienza e magari anche di un cambiamento culturale e di usi e costumi che una volta erano chiari. Lavarti tutti i giorni, io vi farò 3 docce a settimana, cioè una volta era una concezione un po' diversa, cioè fa bene, sì fa bene, cioè, perché sei più sano ti lavi più spesso, non è che possiamo dire beh una volta non era così, sì ma una volta morivano a 45 anni, erano vecchi, cioè attenzione. Quindi, e io ripeto, è la scienza che ci dà la via. Io dico sempre, l'Istituto Superiore di Sanità è la cartina sul tornasole di cose devo seguire. Io faccio il chimico, loro fanno i medici, perché altrimenti ci troviamo come durante la pandemia che c'erano gli ingegneri che parlavano di vaccini e qualche volta quelli che dovevano parlare di vaccini parlavano di ponti al posto degli ingegneri. Ognuno deve fare il suo e ognuno deve seguire le indicazioni tecniche. Il professore mi dà delle indicazioni su cosa bisogna fare per mantenere un cuore sano e io cerco di farlo al meglio, senza diventare paranoico, ma neanche senza dire, beh, ma lui cosa ne sa? È una tradizione, cioè cosa vuol dire? È lui lo scienziato, quindi io seguo quello che dice la scienza. Allora, una cosa però che preoccupa, professor Gerosa, e i pediatri mi dicono spesso di parlarne di più perché sono molto preoccupati, è l'obesità infantile. Questa obesità se ne parla pochissimo, questi bambini che mangiano malissimo. Ecco, cosa ci dice professore? Ecco, anche questa sarebbe prevenzione per un futuro migliore di questi bambini che non sono in grado di decidere cosa mangiare e come mangiare, perché c'è qualcuno che veramente li sta facendo mangiare non male, malissimo. Prego. Verissimo, anche perché ci sono 2 momenti, da bambini e poi nell'età adolescenziale, in cui chiaramente l'incremento di peso poi viene trascinato nelle età successive e questo fa sicuramente parte della prevenzione, fa parte di quel pacchetto di informazione e di educazione a cui faceva riferimento il vice sindaco, di educazione del cittadino. E come
ha detto lei prima, l'importante è ascoltare e non sentire, ed educare il cittadino alla prevenzione, ai più corretti stili di vita è compito nostro, ma anche il cittadino deve imparare ad ascoltare e non semplicemente sentire. Professore Gerosa, che consiglio potrebbe dare anche a queste persone che fanno poca attività sportiva, i bambini poco sport, lo vediamo anche nelle scuole purtroppo, ecco, perché veramente per una salute migliore bisogna muovere il corpo, bisogna muoversi. Questi ragazzi che fanno fatica anche a fare, io li vedo, anche io ho un banco solidale, ho gli orti sociali, quando fanno 5 passi sono già stanchi, ecco, cosa vuole dire? Perché io vorrei che lei facesse anche un appello a quei genitori che hanno sentito ma non hanno ascoltato abbastanza, perché poi vediamo le situazioni. Prego. Allora, curare l'alimentazione, quindi evitando molti dei cibi con le merendine che vengono somministrate, e tornare ad alimenti magari più semplici ma sicuramente più indicati. E per quanto riguarda l'attività fisica, questa è valida per i bambini, ma è valida ancora di più per i soggetti, per i pazienti della nostra età. Passati i 50 anni diventa fondamentale, se vuoi controllare la tua ipertensione, se vuoi controllare il tuo peso, se vuoi controllare il tuo diabete, se vuoi controllare il benessere del tuo cuore, camminare non meno di 30 minuti ogni giorno. Ritagliamoci quei 30 minuti e camminiamo. Non serve fare sport, non serve tantissimo andare in palestra, ma l'attività fisica rappresentata dal cammino veloce è la miglior panacea, la miglior medicina e la miglior prevenzione per garantirci una salute migliore di quella che avremmo se non facessimo attività fisica. Avete ascoltato bene, non sentito, avete ascoltato quello che ha detto il professor Gerosa. Non serve che spendiate soldi per andare in palestra, dovete muovere minimo 30 minuti al giorno, e questa è una delle migliori medicine che possono esserci anche a livello poi psicologico, perché fa molto bene camminare e guardare l'ambiente. Abbiamo Giusy, ciao Giusy. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Allora faccio intanto gli auguri di sereno anno e di tanta salute, specialmente al professor Gerosa, che come l'altra volta le ho fatto i complimenti, che pregherò per lei. Non è che prega tanto, dottor Gerosa, non prego tanto, ma per chi fa queste cose qua, questi interventi, pregherò che lei viva oltre i 100 anni e che lavori oltre i 100 anni. Perché anche se io ho bisogno so dove andare. Facciamo una risata, Mirella, perché quasi certo. La pianta. Vi saluto, auguri a tutti. Grazie. Allora andiamo a vedere anche questa mostra, appunto era del 27 maggio, Cercando il cuore, mostra Gino Gerosa. Andiamo a vedere questa mostra. L'idea di questa mostra nasce dal fatto che in fondo la cardiochirurgia è arte, quindi c'è un notevole sillogismo tra arte e cardiochirurgia. Cercando il cuore non è solo una mostra, è un dialogo tra arte e scienza. Da qui Gino Gerosa, direttore dell'unità operativa complessa di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera universitaria di Padova, rinnova infatti il progetto di un cuore artificiale pronto sullo scaffale della sala operatoria, disponibile senza attendere che un donatore muoia. Un cuore artificiale totale, italiano, un cuore che sia piccolo, che sia quindi utilizzabile in tutti i pazienti, che abbia un'eccellente biocompatibilità e che quindi garantisca un'adeguata qualità di vita, perché ricordiamo che sono più di 800 i pazienti in lista di attesa per trapianto in Italia, riusciamo a eseguire circa 250 trapianti, quindi diamo una risposta a meno di un terzo dei pazienti. Promossa dal Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali di Ca' Foscari, l'esposizione è ospitata nell'Aula Ruperti di San Sebastiano. La mostra nasce dall'amicizia del professor Gerosa e della psicologa, della professoressa Bianca Rosa Volpe. Bianca Rosa Volpe, psicologa, si occupa della parte più emotiva dei pazienti che hanno subito un trapianto di cuore, mentre ovviamente il professor Gerosa si occupa della parte diciamo operativa. Lavoravamo con pazienti sempre al confine tra la vita e la morte, tra il poter continuare a vivere, rinascere anche con i trapianti oppure no, con queste assistenze meccaniche. Un'esperienza che a me ha dato moltissimo, mi ha permesso anche di capire un po' l'essenza della vita. Accanto a quelle di Bianca Rosa Volpe sono esposte opere di Alberto Biasi, del maestro vetraio Giancarlo Signoretto e di Agnese Tegon, prima donna vetraia dall'epoca della Serenissima. Questa mostra è stata inserita all'interno del corso di curatorship dell'arte contemporanea e ha dato l'opportunità a un gruppo di studenti di seguire il progetto espositivo e di farne parte.
Molto bello, veramente un servizio che mi commuove. Abbiamo delle eccellenze incredibili in tutti i campi che dobbiamo sempre cercare di valorizzare, perché se le perdiamo veramente è una tragedia per tutti noi, perché le abbiamo solo noi, non è che ci siano in tanti posti. Abbiamo Monica da Paese, ha ripreso la linea. Ciao Monica. Ciao Mirella, auguri e buon anno a tutti. Grazie. Anche al suo ospite e al professor Gelosa. E volevo fare i complimenti al professor Gelosa del suo operato, appunto, faccio tanti complimenti. E così. Allora io volevo un attimo collegarmi col discorso appunto con i problemi cardiaci. Io sono diabetica di tipo 1, diabete di mellito, no? E io ho una terapia mia per stare più serena, perché purtroppo essendo diabetica sono sempre sotto stress per qualsiasi cosa. Allora la mia terapia praticamente consiste nei miei animali, loro sono la mia terapia anche per il cuore e anche psicologicamente loro mi danno tantissimo. Sì, ho un marito, ma purtroppo anche lui, io sono ancora in ferie, però lui lavora, va via alle 6, torna alle 7 di sera e lo vedo non solo alla sera, ma ha tempo di fare 2 parole e poi lui va a dormire. Però io credo che la terapia è cercare di stare sereni, mangiare sano, appunto, mangiare sano, avere una vita sana. Io sono vegetariana, integro con i legumi, con i ceci, mi sono fatta la mia alimentazione tramite il mio medico, ovviamente. Ho chiesto prima perché essendo diabetica e mi ha dato l'ok, insomma. E niente, io dico che comunque la terapia sono il nostro mangiare sano e anche gli animali di affezione che abbiamo in casa, che ti danno tantissimo, loro danno un cuore senza chiedere niente, insomma, ecco, questo volevo dire. Grazie cara Monica, penso faccia piacere sempre ai miei ospiti, ecco, queste telefonate di ringraziamento che apprezzano l'operato, la persona che viene anche nella trasmissione, che parla, che spiega. Prego professor Gerosa. Sì, devo dire che la signora ha centrato perfettamente il problema, perché la stretta connessione tra psiche e cuore è ben dimostrata e quindi un benessere mentale si ripercuote necessariamente anche sul nostro benessere fisico, e quindi anche, chiamiamola così, pet therapy o comunque questo tipo di terapia gioca un ruolo, ma essendo la paziente diabetica le rinnovo l'invito a camminare quotidianamente per almeno 30 minuti. Ecco, hai sentito cosa ti ha detto Monica, il professor Gerosa, che è importante. Quello che vogliamo anche capire è la donazione, professor Gerosa. Questa donazione, io ho avuto veramente queste associazioni, dall'AIDO a tantissime altre, all'Avis, che cercano di dare il meglio di se stessi, però non siamo ai primi posti. Abbiamo fatto dei passi avanti, ma non tanto. Però si continua a fare dei passi avanti, questo è fondamentale, ma soprattutto l'importanza di capire la donazione. Ecco, culturalmente forse non ne abbiamo parlato abbastanza, non è stato detto abbastanza, adesso però si inizia e voi vedete i risultati. Prego professore. Allora, intanto primo un ringraziamento e poi una precisazione, un ringraziamento alle famiglie dei donatori e ai donatori, perché la capacità di trasformare un evento luttuoso, negativo, qual è la morte, in un evento di vita e di speranza, donando i propri organi a chi ne ha bisogno, chiaramente merita un ringraziamento enorme. Quindi grazie ai donatori, grazie ai familiari dei donatori. E poi la precisazione che non è vero che non si è fatto molto. Siamo ai primi posti in Europa, se non ricordo male forse al secondo posto in Europa per donatori per milioni di abitanti d'Italia. Il Veneto è tra i primissimi posti tra le diverse regioni in Italia. Purtroppo l'Italia potrebbe far meglio, perché abbiamo una distribuzione un pochino a macchia di leopardo tra il centro-nord e il centro-sud dell'Italia, ma globalmente come sistema paese siamo nei primi posti in Europa per donatore per milioni di abitanti. È la prima volta che lo sentiamo, professor Gerosa, e lo ringrazio di averlo detto, perché è molto importante. Avete capito cosa vuol dire ascoltare? Perché queste cose vanno dette, non siamo sempre gli ultimi della classe, però ce le dovete anche dire, professore. Io ringrazio lei questa mattina che le ha dette, perché non le sapevamo, avevamo altri dati, purtroppo, dico io. Prego professore. Ecco, un altro piccolo pezzo di informazione. Pur essendo ai primi posti in Italia,
mi aspetterei la domanda: come mai non abbiamo abbastanza cuori da trapiantare? Perché fortunatamente, dico io, il profilo clinico del donatore si è modificato. Quando Vincenzo Gallucci eseguì il primo trapianto di cuore nel 1985, l'età media del donatore era sotto i 18 anni, perché il classico donatore d'organo era un ragazzo, un adolescente che aveva uno stupido incidente motociclistico, batteva la testa sul selciato e andava incontro a morte cerebrale post-traumatica. Oggi la legge sul casco, e questo dimostra come una legge seriamente applicata modifica il profilo sanitario di una nazione, la legge sul casco ha fatto sì, dico io fortunatamente, che quel tipo di donatore sia stato quasi azzerato. Quindi la morte cerebrale non è più post-traumatica, ma una morte cerebrale conseguente a un'emorragia o un'ischemia cerebrale. E quindi oggi il donatore è solitamente un mio coetaneo che muore appunto di morte cerebrale per un evento ischemico o un evento emorragico. E quindi l'età del donatore si è alzata, siamo quasi a un'età media superiore ai 65 anni, che si avvicina ai 70 anni quasi. E se questo non impatta negativamente organi quali il rene, il polmone, il fegato, sfortunatamente impatta il cuore. E quindi, nonostante l'incremento dei donatori sia un dato certo, purtroppo questi donatori non sono adeguati per fornire cuori. E quindi ecco perché dobbiamo trovare una soluzione di tipo meccanico alla problematica. Ecco, anche questa è una cosa che non si sapeva, sbaglio Manera, sono importanti avere ospite queste eccellenze che abbiamo perché ci fanno capire tante cose che non conosciamo. Prego. Beh, allora, intanto al professore dico una cosa. In realtà la mia vita e la sua sono incrociate per diversi motivi, perché io ho fatto l'ITIS Fermi a Treviso, in cui l'aula magna è dedicata a Francesco Busnello. E quindi diciamo che è stato un ragazzo esattamente in quella condizione. Io conosco bene la famiglia, la sorella la conosco bene, e anche perché noi a Treviso abbiamo ripristinato l'orto conservativo, che anche quello è dedicato a Francesco Busnello. Quindi in realtà per qualche motivo le nostre vite si sono incrociate, ed è sempre un ricordo per i trevigiani, per i ragazzi, per tutti i ragazzi, gli ex ragazzi, per tutti noi, ricordare che il primo donatore è avvenuto esattamente in quella condizione tragica. E quindi veramente un abbraccio alla famiglia, perché in quel momento fare quella scelta è stata... Ecco, io tornerei anche a un capitolo precedente. Spesso e qui lo dico, qui parte la parte politica mia, allora spesso si dice i veneti, l'egoismo del nord. Io vorrei sottolineare che per donazione di sangue noi siamo tra i primissimi, e quando tu dai il sangue, proprio forse è anche il caso di dirlo, lo dai senza sapere a chi va, lo fai gratuitamente e tu non sai esattamente a chi va, e non ti ringrazierà mai perché non lo incrocerai mai. Quindi è una delle donazioni, secondo me, quello e gli organi, che sono un frutto di generosità assoluta. Quindi quando spesso si viene tacciati i veneti, l'egoismo, i trevigiani, ecco, io vorrei dire che se abbiamo questi dati, noi qui, e nessuno ce l'ha insegnato, ma lo facciamo con il cuore, proprio il caso di dirlo, forse quando si parla di egoismo, chi ci dà degli egoisti dovrebbe andare a vedere se in casa propria ha quei dati di donazione del sangue. E qua il professore ha detto ma che Leopardo è stato molto più, diciamo, politically correct. Però, soprattutto nel nord e nel nord-est, questi dati sono alti esattamente perché abbiamo una grande propensione all'altruismo senza averne, fra virgolette, neanche il tornaconto di un grazie, perché tu a chi doni il sangue non lo vedi, pensaci, dai proprio il sangue, è una cosa... Ecco. Poi vorrei dire un'altra cosa, che prima ho sentito un intervento, ecco, quando noi diciamo, sai, in Veneto si dice una volta saltava i fossi Parlangoli, era tutto pibeo. Una volta. Allora io dico una cosa, spesso a me dà un po' fastidio, forse perché sono un chimico, ma quando si parla di naturale, ma una volta il naturale. Guardate che i farmaci antirigetto che devono utilizzare per fare certi tipi di trapianti non sono elementi naturali, non è che usi delle bacche, Cioè, un chimico che li ha sintetizzati e un biologo. Il professore sta sorridendo, ecco, Manera, quindi guarda. il mio gatto, a cui voglio un bene incredibile, se avesse l'appendicite non si può operare da solo, naturalmente, morirebbe. Quindi c'è qualcuno che ha inventato un'anestesia, che ha inventato dei farmaci, che ha inventato dei disinfettanti, che ha inventato la penicillina. Attenzione quando diciamo il naturale, perché con il naturale saremo senza denti, moriremo a 29 anni, avremo come era inizio secolo che le morti di parto oppure i morti entro i primi 3 anni era un numero altissimo, basta che uno va a un cimitero monumentale per vedere quanti bambini morivano entro i primi 3 anni. Quindi tutta sta cosa del naturale a tutti i costi, io non sono mica così tanto d'accordo, io voglio vivere, voglio curarmi, voglio che la mia famiglia si curi, che i trevigiani si curi e dare tutti gli strumenti chimici, biochimici, tecnologici al professore per
curarci. Quindi attenzione a questa cosa del naturale spinto, perché nelle caverne non ci possiamo e non ci vogliamo tornare. Però bisogna anche dire che questa sera arriva la Befana arriva dal Camino di solito, e secondo le statistiche dei fumisti e spazzacamini che ho avuto ospite di Confartigianato Marca Trevigiana, il 65% degli utenti fa pulire il camino dopo 5 anni di utilizzo. Il camino deve essere pulito una volta all'anno o al più tardi dopo l'utilizzo di 40 quintali di legna. L'inadeguata manutenzione del sistema fumario riduce l'efficienza degli impianti e la qualità della combustione, aumenta i consumi di legna e le emissioni nocive alla salute, aumenta il rischio di incendi da fuliggine. Bisognava dire anche questo perché sono dati importanti, dobbiamo dire anche le cose che non vanno per migliorarle, per far capire anche a Bruna da Conegliano sì la tradizione ma rispetto anche degli altri. Prego Manera, perché voi avete dato anche degli incentivi. Sì, no, allora sono incentivi statali, però io sottolineerei, oltre a questi dati, è la qualità della legna che tu vai a utilizzare, perché una volta sul pane vini, io me lo ricordo quando ero piccolo, e i covertoni vecchi e i sacchetti, si buttava di tutto perché si bruciava di tutto. Quindi, ripeto, è vero i fossi per lungo, però adesso la legna è secca, le pire vengono messe in un certo modo, lo spegnimento viene fatto in un certo modo, non viene buttata benzina per alimentare, cioè tutto viene fatto, ci sono le distanze, perché qualche incidente è avvenuto con i panevisti, te lo ricordi, anni fa, che magari è scoppiato qualcosa. Cioè possiamo migliorarci, sì, mantenere le tradizioni, sì, guardando avanti la salute. Io sottolineerei che il professore ha detto giustamente bisogna fare 30 minuti a piedi, ma cominciamo a prendere meno l'ascensore, che se non hai una caviglia slogata te le puoi fare le scale, Cioè adesso sbaglio professore, cioè se proprio non hai le borse della spesa, cioè sei impedito che rischi di cadere e farti male, facciamo le scale, facciamole senza guardare il cellulare, perché sennò rischi di slogarti una caviglia mentre vieni su o vieni giù, però usiamo le scale, questo l'ha detto il governatore Zaia anche più volte. Se possiamo, usiamo le scale, le hanno fatte apposta, non si bloccano mai, non è l'ascensore. Torniamo al buon senso, che è, secondo me, sempre la strada giusta. Allora, professor Gerosa, come ci saluta? Ancora grazie di essere stato con noi, prego. Saluto dicendo che se la Befana ha sentito i dati che ha appena snocciolato sulla manutenzione dei camini non verrà giù questa notte da nessuna parte. Grazie professore. Per questo vi saluto e grazie per l'invito e buona Befana a tutti quanti. Grazie professor Gerosa di essere stato con noi. Manera, pochi secondi per salutare. No, io faccio gli auguri a tutti e speriamo che anche i bambini stasera o nei giorni successivi siano felici, perché riceverla sta calza è sempre un momento che ti ricordi tutta la vita. E secondo me sono quelle immagini, più che quelle digitali che abbiamo sui cellulari, sono quelle che ti restano in testa. Grazie veramente anche Alessandro Manera, vice sindaco a Treviso. Grazie. La posta di Mirella. And now, ladies and gentlemen, Daniel and Mary as you've never seen them before.